Ci siamo? Ci siamo o non ci siamo? Perché a occhio e croce non ci siamo, ma no voi, eh? Voi no, voi ci siete, voi siete bellini, voi siete grandi. Però oggi va così. Sono un po' bloccato, Sembro un po' bloccato, ma invece no. Che è qua? Che cos'è questo macello? Non doveva essere così. Ah, ecco, si devono alternare. Buonasera, allora, qua non mi piace il green screen, siamo un po', siamo un po' al buio, vabbè, non ci interessa. Buonasera, allora ragazzi, lasciate il like, lo so che siete arrabbiatissimi, lo so, oggi vi faccio sfogare uno per uno. Lasciate il like perché è il momento dello sfogo. E prima vi saluto un po' tutti perché è importante. Un abbraccio ai miei moderatori, vedo Showtime, vedo Mauro, vedo Andy, vedo Luca, vedo Lorenzo, vedo Enzo, vedo Giuseppe, vedo Pablox, vedo Death Punch, la solita mia dislessia generale, DC, Mariano, Joe TV. Ragazzi, buonasera. Sempre, Forza Napoli, sempre, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora, vediamo un pochino. Buonasera Marco. Bel partita di cacca. Sì. Campo di cacca, partita di cacca, tacchetti di cacca. Vedo Gerbilla, vedo un sacco di voi, vi state accavallando molto bene. Allora, ragazzi, prima di cominciare con i vostri sfoghi che meritate di fare, io lo sapete, mando la notifica al gruppo Telegram, al canale Telegram al quale voi dovreste essere. Stiamo andando un po' lenti di lag, eh? Sta laggando perché sto per mandare la notifica al gruppo Telegram e c'è un macello. Sfoghiamo live, via. Ok, questa è fatta, qua chiudiamo e vediamo di non laggare. Allora, calmi, voi potete dire quello che volete dire, è giusto che ognuno abbia la propria opinione. Io vi dico, non ho avuto... Ah, ecco perché probabilmente sto laggando per un motivo molto semplice, che sto ancora facendo il rendering della reaction che posterò a fine live. Quindi la metto un attimo in pausa, perché tanto non ci serve a niente, non la posso certo caricare durante la live, e la reaction per la prima volta la posterò a fine live, quindi la vedrete se rimanete fino alla fine di notte, oppure la vedrete domani mattina. Ed è importante vederla domani mattina, perché la reaction vi fa capire, Simone dice che non è arrabbiato, la reaction vi fa capire come questa partita ha avuto varie fasi all'interno della partita, non è andato proprio tutto male. Ci sono alcune cose che mi sono anche piaciute, però bisogna analizzarle bene, bisogna capire dove il Napoli è venuto meno, perché a un certo punto siamo venuti meno. Ciao Fabio, ciao Walter, vi vedo, sento un profumino che mi dice che qualora dovessimo qualificarci è inutile perché sta squadra ha poca voglia di Europa League. Questo sarebbe grave. Santospina martire, Angela. Gattuso ha detto a Sky, mi interessa sta cosa, ha detto a Sky che Petagna gli è piaciuto almeno nell'approccio alla partita. A Murs Petagna. Guarda che Petagna si è mangiato 2 gol gravi, per questo io vi invito veramente a essere iscritti al canale e domani andarvi a vedere la reaction, perché capite, nella reaction io l'ho guardata in inglese, quindi non sono assolutamente influenzabile dalla telecronaca inglese basso, la telecronaca inglese non era nemmeno tanto eccitata, ma perché non c'era da essere eccitati per questa partita. Il primo tempo, per come l'ho vista io, il Napoli lo approccia male, l'approccio è stato male. I primi 2 o 3 minuti abbiamo dato subito un'occasione a loro, poi segniamo,
poi ci fermiamo e gestiamo. Questa gestione mi è anche piaciuta, ma mi è piaciuta perché? Mi è piaciuta da youtuber, mi è piaciuta da amante della tattica, dato che i ritmi erano bassi, mi è piaciuta perché stavo guardando i movimenti senza palla e stavo studiando i movimenti senza palla del 4-3-3 che si alterna col 4-2-3-1. Questo mi è piaciuto, io mi sono reso conto che questo mi stava piacendo. Mi sono piaciuti quei 2 o 3 passaggi di prima che ha fatto Fabian, perché quando Fabian fa i passaggi di prima è decisivo, il gol viene da un suo passaggio di prima su Di Lorenzo, dopodiché la lentezza esasperante non ci ha permesso mai di cambiare passo, non ci ha permesso mai di fare un contrattacco, siamo stati molto molto prevedibili. Detto questo, la Z è una ottima squadra, non dimentichiamo che la Z è un'ottima squadra che sa giocare a pallone, che escono bene da dietro, hanno aspettato la nostra pressione e si sono resi pericolosi. Abbiamo dovuto fare qualche parata con Ospina ha parato il rigore, gravissimo il gol preso sul calcio piazzato dove nessuno se l'è marcato a quello, e poi ci siamo mangiati le occasioni che abbiamo avuto perché le abbiamo avute. Dopodiché a 1-1 affronteremo anche i giocatori. Adesso un pochino dei vostri messaggi che giustamente, ragazzi, state lasciando i like perché io non vi vedo, mi fido di voi perché oggi volete sfogare e lo capisco. Luca Franchini, sempre solito problema di mentalità, superficialità e incapacità di gestire le situazioni e i momenti della partita. Vale, tutti gli approcci del Napoli sono sbagliati fino ad ora purtroppo, è quello che ho appena detto Massimo. Poi nel secondo tempo abbiamo abbassato eccessivamente il baricentro e abbiamo solo subito. Ma di cosa parliamo? Che senza le 2 parate di Ospina stavamo commentando una partita persa. Lo so, oggi è una giornata dove si sfoga. Ciao, ma come fa il Napoli a pareggiare contro la Z Alkmaar? Tifo Roma. La Z Alkmaar, tu che tifi Roma, non l'hai vista giocare, amico mio. Sia l'andata che il ritorno a me mi ha impressionato in positivo. Non è affatto una squadra scarsa, è una buona squadra e gioca in un modo a cui noi non siamo abituati. Ci vorrebbe Cavani, ciao bellino, ma Cavani non è che sta facendo sta differenza o Manchester United, non è Cavani il problema sono quelli che abbiamo, che possono e devono dare molto molto di più. Lorenzo Napoletano, ciao Vale, secondo te lo passiamo il turno? Si può passare, al momento abbiamo 2, credo, e correggetemi se sbaglio, abbiamo 2 risultati utili contro la Real Sociedad. Abbiamo la vittoria ovviamente e anche il pareggio. Se sbaglio ditemi perché devo riguardare la classifica. Buonasera Ivan, Nico, buonasera Bertucci, hai visto entrambe le partite? Che ha fatto la Roma, Matti? Ditemelo voi perché non ho seguito. Ovviamente stavo tutto come un pazzo. Stavo come un pazzissimo. Valerio, io con la Real non voglio il punto, cioè sì, passiamo con un punto, ma voglio una reazione da squadra vera, da vera squadra con 6 punti tra Crotone e Real. Pablox, sì, però abbiamo visto che questo Napoli ha molte difficoltà ad imporsi, veramente non bene. Il Napoli fino al 30°, il Napoli ha giocato decentemente, poi no. Tore, sono d'accordo, nel primo tempo non ero così preoccupato, nel secondo tempo male proprio. Abbiamo vinto 3-1, ok, bravi. Francesco Esposito, ti ho visto, ti ho cliccato, ma scorrono velocemente. Li ho visti molto sulle gambe, anche svogliati, poi se ci si mette il campo zuppo e una cattiva gestione dell'arbitro, molto deluso, speravo di chiuderla stasera. Grande Rita, fammi vedere se il messaggio viene caricato. Ok, buonasera Valerio amico Bellino, stasera è doveroso salutare un grande uomo bellino, grande tifoso del Napoli, il tuo grande seguace, Mario Ottaviano. Grazie Rita, assolutamente un salutone. Allora, c'è pure il cane pazzo, mamma mia che ne dirà di ogni. Colpa solo di Petagna, Gabriele Russo. Perché Gulam gioca ancora a calcio e non a golf? L'ho letto, ma ho cliccato su un altro messaggio.
Ma c'è qualcuno che gli dice a questa squadra è allevatore che fanno proprio cagare, sono vergognosi, non si può avere altre prestazioni altalenanti. Almardo, le prestazioni altalenanti le stanno avendo tutte le squadre del mondo, non è solo il Napoli. Noi dobbiamo capire il perché, se era una questione fisica o mentale, perché io l'ho visti fisicamente proprio a terra. Poi durante la reazione io ho detto ma è un campo di patate, perché ho visto proprio la lentezza, cioè anche giocatori Mario Rui, no? Mario Rui non pecca in velocità quando riparte palla al piede di solito, ma l'ho visto proprio, mamma mia, fammi alzare l'altra gamba e fammi alzare quell'altra gamba, è proprio così. È un altro, e ovviamente lui è uno, è un altro Petagna piano piano, però si districava perché magari su un campo di patate e Petagna si districava. Dopodiché Bakayoko ha fatto secondo me un partitone, ci ha salvato in parecchie situazioni, però anche lui di una lentezza incredibile. Allora se tu aggiungi la lentezza che alcuni giocatori hanno di default in un campo del genere, diventa proprio impossibile. Allora, scorrono veloci ragazzi, scorrono veloci, io farò del mio meglio a dare soddisfazioni a tutti. Voglio il 4-3-3, porca troia, non puoi essere così moscio. Poi parlando del 4-2-3-1 non puoi pretendere di giocare di ampiezza e lentamente, con il 4-2-3-1 bisogna verticalizzare, ma a prescindere ci vuole rapidità, a prescindere ci vuole rapidità, perché anche con il 4-3-3, caro Vincenzo, nel primo tempo non è che abbiamo fatto tutta sta roba, e questo lo dimostra che sì, il modulo può aiutare alcuni giocatori sicuramente, ma non basta, devi stare bene sulle gambe, devi stare bello fresco. Secondo me Insigne ha fatto una delle peggiori partite fino ad ora e non mi è sembrato proprio in grado. Brewer, il calcio è una cosa semplice, per vincere suona Jucatur, ne abbiamo alcuni indegni, Gulam e un ex, Di Lorenzo e Petagna sono semplicemente impresentabili, che ste. Bepi, campo schifoso, campo scivoloso, è vero, e io l'ho notato, e ragazzi vi ripeto, io tenevo la telecronaca in inglese bassa, quindi non le ascoltavo nemmeno, però me ne sono accorto proprio così. Se perdiamo e Laz pareggia, passiamo? Sì, credo di sì, perché noi siamo a 10 e loro sono a 8. Quindi in teoria sì, dobbiamo vedere se Rijeka fa il miracolo, perché comunque ragazzi la Z secondo me va a vincere con Rijeka. Poi Rijeka è riuscito a bloccare la Real Sociedad in casa ed è stato un risultato a sorpresa sinceramente, però diventa difficile. Secondo me nelle trasferte europee con freddo e pioggia Fabian non deve proprio giocare e lui è giocatore da estate. Mariano, da estate o da primavera sicuramente Fabian fa fatica su un campo del genere, quello già fatica a prescindere, perché fa fatica a velocizzare la manovra. Poi in un campo del genere diventa ancora più complicato. Allora, cerco di beccare. Buonasera Marat, benvenuto. Valerio, a dire la verità mi è piaciuto molto il gioco della Z, meritava di più, ma voglio una reazione. Anche io voglio una reazione, ma vi rendete conto che ogni volta facciamo sempre questo? Cioè, grande partita e poi cadiamo, grande partita e poi cadiamo. Sbaglio, abbiamo affrontato la Z dopo la grande partita con l'Atalanta. E comunque c'è un certo ricambio nei giocatori, quindi non dovrebbero essere stanchi. Ragazzi, è proprio un campionato difficilissimo questa volta. L'unica certezza che mi dava Gattuso era che la squadra avrebbe buttato sangue ad ogni partita, pur accettando qualche pecca tecnica. Invece il problema è proprio quello. Charles, sono d'accordo e noi adesso le affronteremo le parole di Gattuso, le cercherò. Marco dice non ci illudiamo, la Z distruggerà il Rijeka. In teoria sulla carta non c'è dubbio, però c'è anche da dire che ogni partita fa storia, sì, quest'anno specialmente. Vedete, almeno Mertens è al terzo gol consecutivo, ragazzi. Falco, buona vista, grazie mille Rita, sei sempre bellissima e straordinaria per il tuo supporto. Amici bellini, inizio a offrire un caffè a Valerio? Lo hai fatto, amica mia. Corto, con poco zucchero. Allora,
Andiamo veloci. Flav Mastrangelo, comunque il Napoli è primo nel girone, raga, non si possono vincere tutte le partite, un po' di realismo. Sì, è giusto Flavio, però c'hai sempre quelle sensazioni che potevi e dovevi fare di più, eh? Assolutamente. Cioè, secondo tempo male. Poi abbiamo avuto anche le occasioni e sbagliarle, quelle clamorose, entra nel male. Perché arrivare a fare l'azione giusta che ti apre la porta è bene, ed è bene per l'allenatore, però se tu poi non la metti dentro, io non tanto il tiro di Petagna che è andato a pochissimo dal palo, ma il colpo di testa, secondo me là uno così deve fare gol, c'aveva tutta la porta davanti. Achille Vips, ma come si può criticare una squadra che è prima nel girone, più difficile delle italiane, compreso i gironi Champions, Real primo nel campionato spagnolo, a 0 sconfitte da inizio anno? Questo pure è vero, e ci troviamo, ho sentito la notizia è che il girone del Napoli è l'unico girone di Europa League dove non c'è già una qualificata. Questo per renderci conto sempre dell'equilibrio che troviamo nei nostri gironi. E, insomma, non ce ne va bene uno. Steve Austin, AZ squadra che mi ha impressionato. Uè, un'altra volta. Amica mia, fermati. Ma questa è quella di prima, forse. Si è ripetuta solo la cosa, o l'hai fatta 2 volte? L'hai fatta 2 volte, è pazza. È pazza per i moderatori e i nostri scafoidi bellini. Grazie, Rita. Fermati. Eccolo qua, Tore Falanga. Grazie mille, amico mio. Questo mi aiuta molto oggi, perché sono un pochino depresso, ma non tanto... Cioè, io volevo vincere per chiudere la pratica, capisci? Chiudere la pratica e poi puoi fare turnover, puoi fare esperimenti. Invito tutti a essere meno disfattisti. Detto questo, Fabian Ruiz non va bene quando il centrocampo ha già un nodo lento come Baca che fa il suo. Tore, è molto importante questa tua riflessione, assolutamente. Ripeto, primo tempo, mannaggia che non ho potuto postare la reaction perché volevo andare live il più presto possibile, però Bakayoko ha salvato tante, ha fatto un'ottima partita di interdizione, però è lentissimo. La sua lentezza è diversa da quella di Fabian, perché da Bakayoko non ti aspetti che si giri e faccia ripartire l'azione. Lui si mette davanti, non perde palla praticamente mai, ed è anche una lentezza funzionale alle volte, però lui più Fabian diventa un pianto greco, e oggi è venuto a mancare anche un pochino Zielinski, è venuto a mancare lui con gli strappi. Vogliamo dire che probabilmente anche il campo ha influito a non avere freschezza negli strappi che ci potevamo aspettare. Poi loro invece, forse abituati al campo, loro hanno fatto girare bene il pallone, facevano girare più la palla, meglio. Andrea Pizzali, secondo me Gattuso ha sbagliato formazione e cambi, quindi tutto. Maddalena, secondo tempo inguardabili. Sì. Comunque l'Europa League non è una competizione per noi, diciamola tutta. Giancarlo, e qual è la competizione per noi? Se l'Europa League non va bene, la Champions League facciamo belle figure, ma comunque ci formiamo i quarti. Non possiamo fare nessuna competizione. Premesso che il pareggio è meritato, il mister avrebbe dovuto gestire meglio i cambi. 5 cambi in 15 minuti, rivoluzioni completamente la squadra e il tipo di gioco. Questo è vero, Gabriele, però secondo me lui ha visto gente a terra. Ha visto una squadra che nel secondo tempo troppo si è schiacciata e ha voluto, secondo me, dare una scossa. Quello che non capisco è che lasci Insigne in campo, e qua vi do una riflessione, vi lancio un tema, una riflessione. Secondo voi, almeno da come l'ho vista io, Insigne oggi male, quindi secondo me doveva essere sostituito lui più di Politano, per dire, no? Se vuoi mettere Lozano puoi sostituire Insigne e non Politano. Ma secondo voi non è che Gattuso non l'ha sostituito perché dopo le dichiarazioni che ha fatto, lo vedo musone, eccetera eccetera, la sostituzione sarebbe stata ancora più sottolineata e sarebbe stato un attacco, tra virgolette, al capitano? Mi dà questa impressione qua, e vi chiedo anche la vostra opinione in merito, perché secondo me andava sostituito Insigne, ma ho l'impressione che non l'abbia fatto per non accanirsi psicologicamente
cosa che magari se non avesse fatto quelle dichiarazioni lo potevi sostituire e non succedeva niente. Insigne scazzato. Bepi, l'ho notato, a parte scazzato, sì, l'ho notato, ma sulle gambe anche, non vedevo quella cosa, Insigne che prende palla, si gira subito e salta il primo pressing. Insigne doveva essere sostituito, assolutamente, un passaggio decente in 93 minuti e stop. Se non fosse stato per Ospina, Lorenzo, vedi come scorrono i messaggi. Se non fosse stato per Ospina staremo parlando d'altro, fiducia per la qualificazione. Secondo me Zielinski e Fabian sono a immagine e somiglianza del Napoli fortissimi ma discontinui. Giù Re, Insigne garantisce molto in fase difensiva, a differenza di Politano e Lozano, comunque non una buona partita. Sicuramente lo sappiamo che Insigne c'ha le diagonali, ormai ce le ha belle schiattate in testa e le fa bene. Però, infatti loro hanno attaccato molto di più sul loro lato sinistro e sono arrivati molto più pericoli da là. Politano si sta impegnando, lo stesso Lozano l'ha fatto qualche recupero in difesa, però male. Francesco Romano, ciao Vale, io sono malato del Milan, ho visto il Napoli, anzi ho visto una squadretta che non ha senso, perché oggi se non gli davi 3 palloni alla Z che figura ci fai? Ringraziamo Spina per il rigore. Ringraziamo Spina per il rigore sicuramente, però ripeto, la Z non è una squadra che gli dai 3 palloni così. La Z è una squadra che in campionato è imbattuta nel campionato olandese. Poi anche loro hanno dei blackout, una volta erano in vantaggio 4-0 e sono arrivati 4-4, ma non in Europa. In Europa sono molto più accorti, giocano molto meno larghi e ariosi alla olandese e accorti hanno giocato. Ottavio Larini, Petagna poca roba, lo sappiamo tutti, ma non ce lo vogliamo confessare. Ottavio, tu hai ragione, è ovvio. A me pensa che io mi impressiono e mi esalto quando lui riesce a bloccare un pallone sporco e a girarsi, perché ci mette 3 ore. Lo so, è uno di quelli che la sua cosa migliore è stare così, è mantenere il difensore alle spalle e fare a botte. Però segna poco ed è lentissimo ed è purtroppo così. Vincenzo Papa! Grazie mille, amico mio, per la donazione esageratissima. Fammi vedere se hai scritto anche un messaggio con la donazione. Eccolo là. Con tutti sti caffè ci penso io a offrirti una pizza. Grazie, amico mio. E ci sta qua vicino. È un sacco di tempo che non mangio pizza. È capace che stasera... No, stasera a un certo punto me ne devo andare perché, ragazzi, c'ho un po' di prova in sala. Devo fare un po' di musica perché mi scordate come si suona. Quindi c'ho un po' di prova in sala stasera. Allora, sì, Vincenzo ha ragione. L'uomo nero, quando torna Victor, sta squadra aspetta a te. Per una serie di motivi, e ho solo paura di una cosa, che Gattuso ha detto che pure lui sta depresso, che l'ha presa male, sto fatto dell'infortunio. Sicuramente quando ritornerà avrà la voglia di quella freschezza, no? Quella voglia di andare su tutti i palloni, di fare un movimento in più, di dettare il passaggio, di dare una mano. Victor Osimhen ci serve da morire in questo momento. Ragazzi, forse abbiamo un pochino sottovalutato questo infortunio, eh? Assolutamente. Allora, chiappiamo un altro messaggio. Capisco che giocavamo in casa loro, ma non ci possiamo ridurre sempre all'ultima partita. Ogni volta è sempre così, è proprio vero, Marco. È proprio vero. Pure io voglio suonare, assolutamente. Chris, purtroppo la reaction la devo postare a fine live, perché volevo andare live subito, l'avevo programmata per le 11:30, per le 11:15. E niente, il mio computer è troppo lento e se carico la reaction mentre sono live vado in lag ed è troppo. Voi siete iscritti al canale, ve la guardate anche se la posto dopo la live, per favore, che sono già depresso, per favore. Sta parlando Mertens, ok, bene, adesso recupereremo anche tutte
Di Lorenzo, a parte l'assist penoso, l'assist dal quinto minuto mi aveva fatto pensare a una probabile buona prestazione e invece no, non proprio. Attenzione, attenzione, Marco Montella. Un abbraccio Marco, grazie mille anche lo hai fatto anche in quell'altro sistema. Ieri l'ho notato e ti ho dedicato la reaction che posterò a fine video. A fine live. Non si può essere perfetti sempre, meno severi dai, e peggio ingigantire. E peggio ingigantire, sono d'accordo, sai perché? Perché questa squadra è molto, molto, soffre molto psicologicamente, gli attacchi, le critiche, le cose. È come se fosse finito l'effetto Diego e siamo ritornati molto vulnerabili anche psicologicamente. Non so se dobbiamo dare colpa a Gattuso per le parole su Insigne. L'ha voluto pungolare, l'ha voluto stimolare, lui lo sa, lui non lo sa. Comunque Insigne non ha dato una buona risposta oggi. Ed era il 4-3-3, quindi in un regime che Insigne nel 4-2-3-1 non si trova e si gioca scazzato. Era il 4-3-3 perfetto, suo, solito. O ritorniamo sempre al discorso che io vi ho fatto qualche settimana fa, che all'interno dello spogliatoio parlano un po' troppo, si lamentano tra di loro e Gattuso a Gattuso questo non piace. Insigne, Fabiano, il solito discorso che ho fatto io? Speriamo di no, perché speriamo di no. Non era meglio partire con Demme? Gattuso presuntuoso stasera? Non so se è presuntuoso, ma Demme quando è entrato mi è sembrato uno dei più in forma del Napoli. Ora, devi continuare quando un giocatore sta in forma o gli devi dare riposo? Questa è la domanda. E che questo lo possono rispondere solo gli addetti ai lavori, che sanno bene i recuperi, magari con il campo pesante, se hai giocato 90 minuti nella partita precedente rischi l'infortunio. Non lo so, non lo posso ipotizzare. Certo è che quando è andato Demme, dinamismo, quando c'è da tirare un calcio lo tira, perché ho visto anche pochi falli. Ascoltatemi, ascoltate questa cosa che non ve l'ha detta nessuno. Il Napoli fa pochi falli. Abbiamo lasciato troppo giro palla agli avversari senza mai fare un bel fallo che tu dice boom, ti fermi, devi ricominciare. Avete notato che facciamo pochi falli? Non riuscivamo a prenderli. Secondo me abbiamo fatto bene le preventive nel primo tempo, però poi nel secondo tempo abbiamo perso le distanze. Non lo so. Fabio, Vale ha anche potuto giocare sottotono oggi Gattuso, ma ha messo 2 volte Petagna annanzi a porta. Sì, ma infatti dal punto di vista dell'allenatore lui le occasioni le ha avute. L'allenatore si deve preoccupare delle occasioni che hai concesso. Questo sì, sicuramente. Però il gol arriva sul calcio piazzato dove si scordano il capitano che lo fanno tirare da soli. Il fuorigioco millimetrico non lo sapremo mai perché il VAR in Europa League non c'è nei gironi. Ed è andata così. Dopodiché il rigore parato. E poi sì, c'è stata la parata di Ospina nel primo tempo miracolosa e qualche altra parata non difficile. Il Napoli ha avuto occasioni con Mertens nel primo tempo, il tiro al volo, le 2 occasioni di Petagna clamorose, l'occasione di Lozano lanciato bene da Demme, che purtroppo gli resta il pallone un pochino troppo sul piede, se l'avesse toccata forte avrebbe scavalcato il portiere e si pigliava rigore, espulsione, no, punizione ed espulsione. Comunque penalty Kikiran Yusuf. I don't know what kind of is that what kind of language is that? I have no idea, my friend. If you want to try in English, I can answer to you in English. Gulam che tiene? Gulam, ragazzi, era uno dei terzini più forti d'Europa, ma oggi l'abbiamo visto un'altra volta che purtroppo non ci sta fisicamente, non regge la fascia. Quella fascia la devi fare avanti e indietro bene. Si è proposto un paio di volte, ma poi si è spento. Allora, recuperiamo un pochino di messaggi. Marco, io non ho mai visto un fallo quando le altre avversarie fanno il contropiede, ma li pressano solo. Infatti, vedi?
Anche il Tottenham ha pareggiato e io le altre partite non le ho viste, non ho visto i risultati. Adesso facciamo un controllino. Ha pareggiato con il Linz. In Europa comunque è tutto più complicato, vero? Anzi, sono secondi in un girone con Anversa e Ludogorets. Ok, questo pure è uno spunto interessante. I Rangers hanno vinto. La Real Sociedad che pareggia in casa con Rijeka è un risultato clamoroso, no? Il Rijeka ha 0 punti nel girone. Anche loro si dovrebbero mangiare le mani. Penso sia molto più grave il pareggio della Real Sociedad che non il pareggio noi in casa della Z Alkmaar, che ripeto ragazzi, stiamo sottovalutando. Forse anche i giocatori li hanno ancora una volta sottovalutati. Questi giocano bene, escono bene, palla al piede, non la buttano mai e giocano bene. PSV Eindhoven ha vinto, il Benfica ha vinto 4-0, va bene. Il Leverkusen ha vinto, l'Arsenal ha vinto. La Roma 3-1, fammi vedere i gol. Dzeko, Calafiori e Majoral. Mentre, vabbè, per lo Young Boys, Nsame. Dopodiché il Villarreal vince in trasferta, il Tottenham pareggia in casa di questa squadra. Al 93esimo l'hanno buttata alle ortiche. Il Milan ha recuperato bene, il Milan è andato sotto, l'ha recuperata 4-2 e il Leicester anche perde contro lo Zoira Lunask. Complicato ragazzi, è complicato. Guglielmo non è per niente fiducioso, io pure ho paura, quando arrivi all'ultima partita può succedere di tutto e il Napoli nelle partite secche veramente può fare il partitone come la può steccare come oggi, quindi ragazzi si complica. Mariano Audiovisual, Valerio ti saluta la mia ragazza Giuliette, un abbraccio alla tua ragazza amico mio, si vede sempre il verde intorno, lo so, è quasi un effetto voluto, non è voluto assolutamente. Per certi versi l'Europa League è più complicata della Champions, sì, ma anche per il fatto che giochi giovedì e poi devi giocare domenica, assolutamente. Vale, ho capito che giocano bene, ma solo gli avversari devono fare questi partitoni contro. Ma lo fanno, dai Giarrice, amico mio, Comunque giocare contro il Napoli è una cosa prestigiosa, danno qualcosa in più, perché il Napoli, è una squadra che sta in Europa da una vita, ha giocatori importanti. Per un attaccante, sto giocando contro Koulibaly, adesso vi faccio vedere io, ci mettono qualcosa in più. Vale, come la vedi la partita con il Crotone? Ho paura di bestemmiare pure in questa partita. Ovviamente, Marco, venendo da un risultato così stentato, la paura è grossa. La paura è grossissima perché noi siamo i classici che lasciamo un punto, che lasciamo per esempio 2 punti a Crotone. Come l'hanno lasciati la Juventus? Ragazzi, quest'anno, mai come quest'anno, solo il Milan sta dando continuità. Solo il Milan. Tutte le altre squadre stanno andando altalenanti. Quindi, mentre noi facciamo la grande, come si dice, la critica che ci sta e bisogna farla per cercare di migliorare, rendiamoci conto che è un anno complicato per tutti. Ecco perché voglio capire se era una questione mentale, allora la mi incazzo perché basta con questa questione mentale. È mai possibile che uno come Gattuso non riesce a caricare mentalmente questi ragazzi? Oggi ho paura che si è trattata più di una cosa fisica, non ci mantenevamo in piedi, si scivolava una continuazione, difficoltà a rincorrere gli avversari. Voglio sperare che sia stata una cosa fisica e non una cosa di, come si dice, avete capito, mentale. Secondo me l'assenza di Osimhen ha avuto un grande impatto sulle ultime partite, senza dubbio. Vale, primo tempo ok, secondo tempo da cancellare, mamma mia che sofferenza, assolutamente. Maria Rosaria, assolutamente. Kevin Detti, grande Caffè Napoli, buonasera a te amico mio. Scusa Vale, ma il Napoli è ultimo del girone, vedo commenti assurdi. No Achille, non è così, è che noi andiamo sempre oltre, no? A noi il risultato non basta e dobbiamo sempre andare oltre e lo sappiamo che i tifosi del Napoli sono così, anche se avessimo vinto, ascoltami, anche se avessimo vinto, se il tiro di Petagna l'ultimo a tutto entrava dentro e vincevamo 2-1 e ci qualificavamo, avremmo fatto comunque l'apologia e l'elogio
dei giocatori che non hanno dato tutto, perché noi siamo fatti così, non ne facciamo bene. Il risultato non è mai il fine ultimo, mai. Ciao Raff. Idrolitina, vabbè, ma l'importante è che vinca lo sport. Sì, ci piace questa cosa qua. Mi cambio un attimo l'altezza della telecamera così, come vi trovate? Tutto a posto. Benvenuta a Pocondrie, pure a me. Il loro gol era anche da annullare. Lupus, purtroppo io ho visto mezzo replay, lo vedevo in linea, non lo so. Non lo so, ovviamente il VAR non c'è e quindi non ci possiamo, non lo so, lo posso rivedere. Lo posso rivedere e posso mettere il fermo immagine. Però non lo so. Per questo non c'è nessuna squadra che dà continuità oltre il Milan, perciò a Matrua il piglio giusto che possiamo fare molto molto bene. Allora ragazzi, questo è il momento, siamo 140, non so quanti like avete messo, però visto che pare che sia passato lo spirito di Diego, oggi non facciamo punto esclamativo Diego, facciamo un attimo punto esclamativo Forza Napoli, tutto attaccato, anche attaccato al punto esclamativo Forza Napoli, tutto attaccato. Vai mentre io accendo il ventilatore, perché secondo me con il calore della stanza, senza il ventilatore, il computer salta in aria. Quindi tutti quanti, punto esclamativo Forza Napoli, e facciamo impazzire il bot. Vai. Vai. Dai. Sì, lo sento caldo. Lo sento caldo il computer, anche voi siete caldi. Michi che il Napoli rischia sì, diciamo che facciamo conto che perdiamo, nel senso, se perdessimo con la Real Sociedad, non voglio dire stupidaggini, comunque ci superano, perché vanno a 11, il Napoli in questo momento è a 10, la Real Sociedad andrebbe a 11, il Napoli resta a 10. A quel punto, se il Rijeka impatta, pareggia o vince con la Z, noi passiamo da seconda. Altrimenti la Z Alkmaar, se vince, si porta a 11 e lì la Real Sociedad, se ci ha battuto, usciamo noi e si portano a 11 tutte e due e noi usciamo a 10 punti. E voglio vedere quante altre squadre escono a 10 punti. Come al solito. Allora, vediamo un pochino. Ieri ha nevicato? Ho visto un pochino di neve un po' dappertutto, Nino. Forza Juve, vamos! Sempre con la cordialità. Samu Scamaldo. Allora, oggetti da mettere in campo al posto di Fabian Ruiz. Li vedete? Un calzino, una cosa per i lavori in corso e un kart del supermercato. Marco, ma la venderesti Fabian? Gli devi mettere il peperoncino nel culo per farlo muovere. La citazione a Gattuso non è a caso e la capisco. Amico mio, io Fabian sono sicuro al 100% che nel momento in cui lascia il Napoli diventa uno dei centrocampisti più forti in Italia, in Europa. Ne sono sicuro al 100%, perché ha le qualità per farlo, è ancora molto giovane, probabilmente ha bisogno di un altro ambiente, non lo so, se a Napoli si ammoscia ancora di più, non lo so, se si scoccia, non lo so. Però al momento io devo essere onesto con me stesso, so le sue qualità, non lo voglio vedere in campo, perché si è comportato anche bene, ma io non mi posso accontentare, che bello, l'ha passata di prima, come vedrete nella mia reazione, non mi posso accontentare, perché Fabian deve dare di più, non di meno. Un giocatore come Fabian deve dare qualcosa di più, non di meno. E quindi vi ripeto, vi divertirete, e chi non sta ascoltando la live e vedrà la reazione mi scriverà sotto: ma si pazzo, Fabian ha fatto schifo. E lo capisco, me lo tengo, tanto la reazione così com'è, è real life, è tutto live, è tutto verità. E quindi Gattuso che a Sky dice: so di essere pesante, significa che continuano le cazziate di spogliatoio, e comunque lo spogliatoio del Napoli dà problemi da anni ormai. Ragazzi, non è un problema da sottovalutare questo. Carlo Padovani, benvenuto amico mio, blocco il pallone come se fossi Ospina, che oggi si è comportato bene.
io l'avrei visto molto bene come regista perché è bravo tecnicamente, ma è troppo lento. Marco, pure io lo preferivo a 2. Lo preferivo perché non doveva pensare, mo me la metto sul sinistro e tiro da mezzala. Però anche a 2 rischia che se gira 3 volte e perde palla era ancora più pericoloso perché stiamo più vicino. Da tifoso del Cagliari vorrei sapere cosa pensi di Unas. Caro Alberoc, Unas è un trottolino che ha un buon sinistro, ha un buono spunto, ma mi fa molto incazzare. Io ho guardato la partita Cagliari. Nico. Parato. Benvenuto. Mi fa incazzare Unas perché anche lui è uno di quelli col talento che dovrebbe fare molto di più, si dovrebbe impegnare molto di più. Alle volte lo vedo con il corpo non ben piantato a terra per fare le cose che deve fare in preventiva. Quando gli dai palla ti può fare anche la superiorità numerica, può scavalcare, ti può fare un passaggio illuminante, un cross, un tiro. Però la fase di non possesso non ci siamo. Nel Cagliari può fare ottime cose, però nel Napoli non bastava. Allora, Maksimovic è in scadenza, deve rinnovare. In scadenza Maksimovic e Yusai, oltre ovviamente a Milik. Per sostenere il sacrificio e il lavoro che potete offrire un caffè. Joe, grazie amico mio. Chi può, chi non può metta il like, assolutamente. Siamo quasi 4.000, è vero ragazzi, abbiamo raggiunto i 4.000 iscritti in un baleno. Abbiamo superato tanti altri youtuber del Napoli in un battibaleno e questo è grazie a voi e al vostro supporto, assolutamente. Alla Z è andata di lusso secondo me perché il campo faceva schifo, andavamo in difficoltà e ci siamo mangiati tanti gol. Poi in più l'arbitro gli regala un gol che andava annullato come in Shakhtar Inter. Nico, anche io ho detto la stessa cosa sul gol, nella reazione questo dirò quando lo posterò domani o a fine live. È lo stesso gol annullato al Borussia Inter, no Shakhtar Inter, però non lo so se sta in linea. Non ho visto le righe, non tirano le righe e quindi non lo possiamo mai sapere. Qualcuno farà delle moviole, magari, forse le può fare solo Gerardo Marino. Noi dal Napoli questi dossier non ce li possiamo mai aspettare. Pacu, secondo me stasera dovevano vincere anche perché avrebbero potuto riposare, esatto, contro la Sociedad per concentrarsi più sul campionato, ma esattamente. Salta l'uomo, però visto che si perde in giocate facili. È esattamente quello il problema di Unas. Alle volte ti fa anche incazzare. In bocca al lupo, vi devo dire. Comunque il Cagliari tra Pavoletti, Unas e Rock, c'è un po' di Napoli. A me Baca stasera non è piaciuto, mi sembrava molto stanco. Stanco non poteva essere perché non ha giocato l'ultima. Non lo so se si stancano a non giocare, ad allenarsi. Ragazzi, il campo ha fatto sembrare, secondo me, più stanchi di quelli che erano anche i giocatori freschi, secondo me. Proprio 3 ore per alzare la gamba e fare la giocata. Mamma mia. Manca Osimhen, Gaetano, sono assolutamente d'accordo con te. A 4.000 Valerio si spunta pochino il codino. Forza Bellini, iscrivetevi e like alla live. Grazie Rita, e lo faccio. Vedete, se voi vedete qua sotto, Luca Delise. Grazie amico mio, che non manchi mai. Fammi vedere il tuo messaggio. Stasera solo gol mangiati, buona prestazione. Luca, tu sei molto, ci dai sempre quella visione positiva della gara e ci serve anche gente come te assolutamente, perché molti poi si fanno prendere dallo sconforto quando non vedono tutto bene e quindi lo capisco. I gol mangiati assolutamente fanno sì che la prestazione ci sia stata anche. Cioè, se Petagna segna, però siamo sempre coi se poi Ospina non para, stavamo 2-1, doveva segnare Petagna, 2-2, poi ne segnava un altro Petagna, 3-2, purtroppo il calcio
È bello anche per questo che i se possono essere qualsiasi cosa. Per me il Napoli è stato meno squadra del solito. Walter dice, se me lo fa fare, ma come si fa a dire Baga non mi è piaciuto? Ha giocato Solis. Io sono d'accordo con te, Walter, su questo. Cioè, Bakayoko per me ha fatto un partitone. Quando vicino a lui sia Fabian che Zielinski non mi sono sembrati esagerati. Ha mantenuto il centrocampo anche da solo, devo dire la verità, nel primo tempo specialmente. Poi fa il fallo da rigore, arriva in ritardo, niente da dire. Là, secondo me, pure Di Lorenzo che era fuori posizione. Ma si sente la mancanza di Callecon sulla fascia? Politano mi va bene, ma Lozano mi sembra quadrato messicano. Ogni tocco cade per terra. Ogni tocco cade per terra, sì, e Gattuso lo ha detto anche più volte. Lozano Gattuso l'ha puntato, ha detto devi essere decisivo, e non lo è, e non ho capito perché. Mi manca Callecon sulla fascia? No, perché sono 2 anni che Callecon ci faceva più bestemmiare che esultare. Cerchiamo di ricordarcele queste cose, altrimenti va a finire che rimpiangiamo anche giocatori che non erano in gran forma. Politano sì, Politano sta giocando molto molto bene, secondo me sta dando l'anima. Luca Franchini, basta con sta storia del campo, ci hanno devastato anche tecnicamente giocatori di Serie A che non sanno giocare con la pioggia. È chiaro che bisogna sapere giocare, cioè la difficoltà per me c'era ed era evidente, devi superarla la difficoltà, e non lo so se è Gattuso che doveva scegliere giocatori più adatti o se questi giocatori potevano dare di più. Elmas, ragazzi, Elmas è entrato in campo, ha giocato malissimo, non ha ingarrato un contrasto, un passaggio, un dribbling. Elmas, cioè da Elmas io mi aspetto qualcosa in più. Quando hai queste occasioni ti devi anche far vedere. Male. Ci giochiamo la qualificazione nel tempio di Maradona contro la Real Sociedad. Bello, Anto, vedi, ci dai uno spunto carino, perché non farlo nello stadio Diego Armando Maradona? Io avrei preferito farlo stasera, nello stadio Diego Armando Maradona giocavamo a pallone senza problemi. Al Napoli manca un punto di riferimento vero in campo come Lukaku, Ibra, Ronaldo per essere top. Insigne non lo sarà mai, troppo primadonna e permaloso. Primadonna non lo so, perché comunque il gioco di Insigne è sempre più di assist che altro. Permaloso temo di sì. Peppino, ciao, come stai, cugino mio? A me sono sembrati disorganizzati, passaggi sbagliati, linee poco chiare, vabbè, gli episodi, ma per me proprio l'impostazione era fallace. E poi, cosa sono quei rinvii dal fondo? Spiegatemi. Allora, se i rinvii dal fondo, questa è stata di nuovo la partita del fazzoletto, troppo fazzoletto, con la Z che comunque pressava, ti metteva in difficoltà, ti chiudeva le linee di passaggio. Ad un certo punto il fazzoletto non funziona e comunque Ospina era costretto a rilanciare verso le fasce. Abbiamo perso parecchie palle così, ma dico io, soprattutto quando entra Petagna, ma vogliamo farlo un lancio a scavalcare? Ci sono partite in cui lo puoi fare. Abbiamo fatto il fazzoletto di Sfancini anche con la Roma, ma si vedeva che eravamo talmente in palla che potevamo farlo tranquillamente, erano rischi calcolati. Oggi non bisognava farli perché non eravamo in palla, non eravamo belli sul pezzo, capite? Non diciamo boiate sul campo, ci hanno battuto anche all'andata e non c'era problema di campo, il problema è la testa. Se la prossima la Z vince e noi perdiamo, sono figure di Naidor, sì, ci hanno battuto assolutamente, però partita molto diversa. All'andata loro hanno messo il pullman, noi abbiamo attaccato male, sconclusionati, dopodiché loro ci hanno fatto la siringa e hanno rimesso il pullman. Partita molto diversa. Questa partita qua loro si sono meritati il pareggio sul campo attaccando e noi ci siamo schiacciati troppo. Partite un po' diverse. Like per Valerio e iscrizioni al canale, forza amici belli. Sì, perché se vi iscrivete io paro, mi tengo allenato, così quando Spina c'ha il mal di schiena che si fa sempre male, entro io al posto di Meret. Ospina o Meret? Ospina ha parato pure rigore, in questo momento Spina, ragazzi, mi fa stare un po' più tranquillo.
Mariano Adovicio, ragazzi, la risposta è solo una: ci sono anche gli avversari e questi giocano a pallone, non dobbiamo dimenticarlo. Ragazzi, io poi siamo 140, ve lo dico tra di noi, è quasi un segreto. Io domani ho un'intervista importante, devo intervistare un personaggio molto importante, e se voi siete iscritti e poi ve la vedete domani, secondo me sarete proprio contenti dell'intervista, perché è un pezzo grosso. Io devo salire sempre di livello. A un certo punto dovrò intervistare direttamente Gattuso, perché sto salendo talmente di livello. Quindi io domani devo mettere la sveglia, mi devo svegliare presto per fare il video, l'intervista. Non vi posso dire chi è, perché poi faccio spoiler. Però state tuned. Ma quando fai il fazzoletto passi a Di Lorenzo e perde palla a 16 metri, che roba è? Lo so. Vale, te lo volevo dire anche io, il fatto dei troppi fazzolettini era evidente, Angela. Un campo così e nessuno tira da fuori, è vero, Mariano, è vero. Vedi Giulio? Bravo. Petagna che stoppa la palla, si gira e lancia Osimhen, potrebbe essere esplosivo. Sì, però Petagna che lancia, oggi ci ha provato un paio di volte, l'ha lanciato solo i difensori, non ha questa grande... Il sinistro è anche decente, però non è che ha questa grande rifinitura Petagna. Osimhen, Adayuka Osimhen, cioè abbiamo speso 50 milioni non a caso. Osimhen 4-3-3, Osimhen 4-2-3-1. Voglio vederlo in campo. Siamo stati molto sfortunati a perderlo per lungo tempo, diciamocelo. Manca concretezza sotto porta, sbagliano passaggi stupidi e Mario Rui non metta mai quella cazzo di palla al centro. Ma Mario Rui, poverino, è entrato, l'ha messo lui il cross per Petagna. Marco, l'ha messo lui il cross. Meglio Mario Rui che Gulam oggi. Calma, l'ha messo meglio lui. Petagna se l'ha mangiato allora. Obiettivo 200 like, non so a quanto stiamo, forza. Ah, siamo a 151. Ok, amici bellini, ok. Quando torna Victor, lui intimidisce gli avversari. È vero, Giancarlo, l'abbiamo visto nelle prime partite, se ne porta appresso un paio perché ti scappa e lo devono raddoppiare. Credo, ho sentito che potrebbe essere convocato per il Crotone, per magari entrare nel secondo tempo e cominciare a prendere minutaggio. Speriamo bene, vuol dire che è recuperato. Abbiamo scongiurato l'operazione, terapie. Speriamo che lo recuperiamo in fretta. Infatti, Matteo, non ne posso più di sti gironi, in questi campi brutti e con queste squadre. Voglio che finisca più presto sto girone e voglio giocare in campi per bene con squadre grandi del nostro calibro. Nico, sì, lo vogliamo tutti. Speriamo che non sbagliamo l'ultima. Ragazzi, un pareggio ci qualifica, una vittoria ci qualifica. L'abbiamo fatta una vittoria con la Real Sociedad, siamo in grado di strappare un pareggio alla Real Sociedad, siamo anche in grado di prendere gol e di perdere, perché siamo in grado di fare tutto. Questa è un Napoli che però, sbaglio, è il primo pareggio. Sbaglio, il Napoli perde, cioè tutte vittorie e sconfitte e questo è il primo pareggio? Mi sto scordando un pareggio? Fatemelo sapere poi nei commenti. La dimensione di Mario Rui è Empoli, non è adatto a livelli più alti, non a caso a Roma era panchinaro fisso. A Roma te lo possono dire gli amici romani che stanno qua, comunque è stato molto infortunato, anche molto infortunato. Comunque Empoli o non Empoli, Mario Rui da quando Gulam è morto, Mario Rui si è dovuto carriare la fascia da solo in braccio. E con Mario Rui abbiamo fatto anche i 99 punti, con Mario Rui e Yusai. Quindi ragazzi, sì, è chiaro, lo vogliamo uno meglio, lo voglio pure io, però livelli da Empoli no. È comunque un nazionale portoghese che ha i suoi limiti, ma non mi accanirei. Se ci dobbiamo accanire, accaniamoci con Fabian, che limiti non ne ha in teoria. Capite quello che voglio? Capite quando io dico con Fabian Ruiz, con Yusai non mi accanisco perché hanno dei limiti, Yusai tecnici, Rui di fisici, eccetera, eccetera. Fabian Ruiz è un masto, è grosso, ha messo muscoli, ha messo massa muscolare, ha un sinistro raffinato. Non lo accetto. Da lui non lo accetto. Da lui sveglia.
E se ti svegli puoi essere il centrocampista più dotato della Serie A. Sveglia. Maledizione. Ecco, vedi gli amici romani, Mario lui si è rotto il crociato a Trigoria appena arrivò, però non mi è mai piaciuto come calciatore. Gulam e Elmas si devono dare una svegliata, se no rimarranno fuori. Io penso che Gulam, ragazzi, questa è una prestazione, te la puoi indovinare, un'altra non te la fa bene e lo devi sostituire. Questo è Gulam, ragazzi. Non ci mettete il pensiero, bisogna comprare un terzino, bisogna venderlo e comprare un terzino. Assolutamente. Sì, primo pareggio stagionale, esatto, grazie Anto. Vedi? Almeno non perdi. Anche se al momento, insomma, cambiava poco, però sì, quel punticino ci mette a 10 e possiamo pareggiare. E poi devo capire il fatto degli scontri diretti con la Z Alkmaar. Devo capire quello, perché abbiamo pareggiato, loro hanno vinto, quindi passano loro. Non possiamo permetterci. Madonna mia. Che ne dici del ricorso Juve-Napoli, Pacu? Non lo so. Dovrebbe essere questa la settimana, sì. Abbiamo tipo 7 giorni per formalizzare, credo, il ricorso. Non lo so, sinceramente non sono fiducioso nel CONI. Non credo. D'accordissimo su Fabian Ruiz, purtroppo, però credo che sarà sempre questo, cioè una partita buona e 3 malissime. Ciao Aldo. Il mental coach pare una stronzata, ma io credo che qualche giocatore, qualche squadra gli serva. Chi se lo piglia Gulam? Non lo so, Angela, non lo so. Qualche squadra, qualche vecchia gloria, non lo so. Qualche squadra tipo il Galatasaray, queste squadre così che comunque possono, perché hanno un ingaggio comunque importante, non so, possono pigliare. Come è forte il capitano della Z? Sì. Si è mangiato, era lui che si è mangiato il rigore, però si vedeva nello sguardo che avrebbe incrociato col sinistro. Io l'ho detto, non sapevo che Ospina si lanciasse lì, ma sapevo che avrebbe incrociato, era intuibile. Meno male che rientra Yusai a destra, neanche nei miei peggiori incubi avrei pensato di rimpiangerlo. Achille, siamo tutti con te. Anche, ragazzi, anche Koulibaly vi è piaciuto? A me no. Maksimovic così e così, ma nemmeno tanto. Cioè, se facciamo una lista dei giocatori, no? Una sorta di pagella volante, Ospina si salva, Di Lorenzo si salverebbe per l'assist, ma poi la prestazione non mi è piaciuta. Maksimovic 5,5 per me, Koulibaly 5,5, Gulam 5, entra Mario Rui 5,5, 6 per l'assist potenziale, forse per Petagna. Centrocampo Fabian 5,5, 5, Bakayoko 6, però poi fa il rigore, quindi 5,5. Zielinski non mi ha dato niente, 5, 5,5. Sono tutte, è tutta una partita da 5. Insigne 5, Mertens 6, segna, però anche da lui sta segnando anche con continuità, però le prestazioni non le vedo all'altezza dell'epoca. Politano 5,5, tutti da 5,5. Non lo so, sono pure a caldo, quindi può essere pure che rivedendola sale qualche voto, però così a caldo mi sembra una partita da 5,5. Bimbi Bellini, vi lascio un saluto, zio Vincenzo va a dormire, un abbraccio, ciao Vincenzo, alla prossima. Cala Merlino, ve lo ricordate? Mi hai ricordato Anacleto, ve lo ricordate Anacleto, il gufo di Merlino? Cala Merlino. Cala, centrocampo 4,5. Sì. Politano 8, Scream l'assassino, sei sempre esagerato, ma 8 di che? Insigne 7, no Scream, abbiamo una visione del calcio un po' diversa. Ospina 9 ci può stare, ma perché ci ha salvato il culo un paio di volte. Vale, ma che vogliamo da Di Lorenzo? Gioca tutte le partite? Lo so.
Lo so, non dico oggi perché Malquit non è in lista, ma ci dobbiamo aspettare Malqui con il Crotone? Vi chiedo. Gattuso ha detto che quelli entrati dalla panchina hanno dato di più degli altri. Beh, su Elmas ho dei dubbi. Lozano mi sembra abbia dato un pochino di più di Politano come spunti, anche se non bene. Petagna ha dato di più, sì, è vero. Lui ha dato... fondamentalmente sono d'accordo, che poi non è stato abbastanza, però sono d'accordo. Biagio questo AZ giocava da Dio ed è la seconda volta che ci impressiona in un modo o nell'altro. Prima ci ha impressionato per il pullman organizzato e oggi anche per l'impostazione. Nico, quante settimane sono che lo sto dicendo? Koulibaly perché non lo fa riposare? La stessa cosa per Di Lorenzo, abbiamo una rosa ampia, ma Gattuso sembra che non riesca a gestire il tutto. Lo sto dicendo da una vita. Non è vero, ha detto il contrario. E vabbè, allora ragazzi, se voi non mettiamoci d'accordo, altrimenti io faccio commenti su cose sbagliate. Gattuso prima o poi tira una sclerata e se ne va. Se non si svegliano, te lo dico io. Può essere, Charles, perché l'ho visto molto insofferente nelle ultime interviste. Naidor, Vale, la prima con l'Az l'abbiamo persa perché hanno messo il pullman. Oggi se la sono giocata e abbiamo rischiato di perdere. Secondo me il campo non c'entra nulla. Vedi Crotone Lazio, il problema è la mentalità. Io voglio sperare che noi la mentalità l'abbiamo affrontato, il discorso della mentalità. Voglio sperare che sia stato anche un problema fisico oggi, perché altrimenti cioè, possiamo avere tutta la rosa ampia che vogliamo. Se la mentalità è questa e se veniamo meno nei giocatori da cui non te lo aspetti, non va bene. Manu la tocca piano, Gattuso sa da fare la valigia. Non lo so, ragazzi, non lo so. Abbiamo fatto fare la valigia ad Ancelotti, è venuto Gattuso, olè. E mo però nata voce, Gattuso la valigia e poi arriva, che ne sai, Spalletti, tutto a posto e poi Spalletti la valigia. Ramani è in quarantena, per questo Koulibaly gioca sempre, sì, però per esempio oggi perché non mettere Nino? Perché non mettere Maksimovic Manolas? Perché non mettere Maksimovic Manolas? Forse c'era anche tanta stanchezza stasera, speriamo in un po' di turnover domenica, che giovedì sarà una battaglia. Comunque la Z è poca roba, l'abbiamo esaltato noi. Non sono d'accordo su poca roba, non sono d'accordo. Giocano di squadra, non hanno grandi individualità, ma giocano di squadra. Che ti stai bevendo? È acqua, amico mio, è acqua. Non posso fare pubblicità perché non mi pagano, ma è un'acqua frizzantina. Vedete? È un'acqua un po' frizzantina al limone. Salernitana prima in Serie B, cosa ne pensi? Penso che mi devi dire tu, Temaz Club Rap, mi devi dire tu come funziona con Lotito. Cioè, se poi voi venite promossi, Lotito come funziona? Non lo so, perché me lo chiedo anche col Bari. Se il Bari prima o poi arrivasse in Serie A, come si fa con la famiglia De Laurentiis? Cioè, mi pare che la Salernitana ogni volta che si avvicina alle zone alte, poi a un certo punto scende, stranamente. Ho capito che nona, Fabio, però anche noi siamo sesti e vogliamo di più. Anche loro meritano di più. Cioè, vincevano 4-0 e hanno pareggiato 4-4, quindi vuol dire che è una squadra sicuramente battibile, ma che è in grado di fare gioco e di imporre il proprio gioco. È tutta un'altra mentalità il calcio olandese. Mi insegni. Grazie Luca. Grazie Luca, Mertens ti sorride. Grazie mille per la donazione. Limone, vuoi giustificare il colore? Sei sicuro che non è birra? No, è proprio acqua, amico mio, vedi? Come faccio? Come faccio a farvelo vedere? Non si capisce.
lemon, essenza, sono quelle acque all'essenza di limone. Deve vendere Lotito, vedi? Non ha mai battuta, forse perché Manolas ha problemi fisici e non riesce più a giocare ogni 3 giorni. Poi... questo ce l'ha, Nino, questo ce l'ha. Manolas l'infortunio dietro l'angolo ce l'ha. Ecco perché noi abbiamo fatto bene a prendere anche Rachmani e aver mantenuto sia Koulibaly che Maksimovic, perché Manolas tutte le partite non le può giocare, lo sapevamo assolutamente. Il problema di questa partita è stato il centrocampo a 3 troppo lento, a 3 o a 2 in generale, Lorenzo, troppo lento, siamo d'accordo. Non in Olanda non vuol dire non in Italia e viceversa, Chris. Ma devi pure dar conto cosa... No, vabbè, così, mi piace parlare con i miei amici che chiedono cose e io le rispondo. Buonasera Antonio. No, vabbè, l'acqua è senza beer. Me lo chiedo pure io, Valerio, voglio tornare in Serie A, mannaggia la popazza. Ma Rita, chi? Cioè, quale squadra? Parli pure tu della Salernitana? O del Bari? Fammi sapere perché io non lo so. Siete troppo polemici. Il Napoli la partita l'ha fatta, ma come al solito si mangia gol. E comunque hanno tenuto fino alla fine. Come si dice, abbiamo saputo soffrire. Si dice sempre, no? Le squadre forti dicono, ha saputo soffrire. La butto lì. E se il permaloso fosse Gattuso? Certo, Gattuso si lega al dito certe cose, questo è vero. Poi ha dimostrato che le supera e non mantiene il punto, le occasioni, cioè l'esempio di Lozano che lui caccia via e poi reintegra nel gruppo. Può essere, sai, che può avere questo problema. Ci vuole Gazzima, manca la Gazzima, un leader che dia la svegliata in mezzo al campo con personalità. Francesco, sì, però allo stesso tempo se Gattuso dice io non voglio vedere i giocatori che si lamentano in campo, che rimproverano i compagni, seppure per esempio per dire Insigne da leader decide di cacciare la Gazzimma e dire ragazzi che cazzo sveglia, poi va contro la richiesta di Gattuso. Questo è il cortocircuito che si sta creando all'interno dello spogliatoio, lo capite? Questo è il cortocircuito che si sta creando. Non ci dobbiamo lamentare con i compagni, non ci dobbiamo lamentare con gli arbitri, però gli arbitri ci trattano una chiavica e poi non abbiamo la scossa in campo. Questo è il cortocircuito. Io quando mi lamento di Gattuso non mi lamento del modulo, dei cambi, sì, li può sbagliare, ma mi sto lamentando di questa cosa qua che va un attimo in contraddizione con quello che succede. Un po' paura. Non ho proprio idea. Logitech G29 che cos'è? Un mouse, una telecamera? Che cos'è? Alfredo, non ho proprio idea. Petagna tutto ok tranne il gol sciupato. Sinceramente nel complesso la sua prestazione per me è positiva, si è fatto trovare in più situazioni ed è andato a recuperare parecchi palloni. Sì, li ha recuperati i palloni Nico, assolutamente. Anche si è distreggiato in mezzo a 2 o 3 avversari in una lentezza esasperante, ma è riuscito a mantenere il possesso della palla e mi è piaciuto. Il gol sciupato, io ti dico 2 gol sciupati. Il primo di testa secondo me grave, il secondo ci va vicino, poteva scegliere di passarla perché arrivava Lozano, però sì, alla fine non mi lamento troppo di Petagna, mi lamento più di altre cose. Sinceramente, ragazzi, c'è Mario Balotelli, un applauso. Il Napoli ha una sola arma a disposizione, addormentare i ritmi di gioco e come va. Mario, è che veramente addormentare i ritmi di gioco ci addormentiamo tutti e non succede niente. Non credo proprio, tutto al contrario. Il Napoli deve velocizzare i ritmi di gioco, altrimenti non va.
Come addormenti? Spiegati meglio perché forse non ho capito. Meno 34 per i 200, forza ragazzi. Il problema è che in partite come queste serve il fuoriclasse che te la risolve con una giocata e noi non ce l'abbiamo. Anche. Quello di testa era abbastanza fattibile, sono d'accordo. Non si capisce cosa vuole fare il Napoli questa stagione strana. Antonio, è strana un po' per tutti. Il Napoli deve vincere tutte le partite che può vincere. Questo deve fare questa stagione. Non abbiamo l'obiettivo di rientrare in Champions e abbiamo l'obiettivo di fare il meglio possibile in Europa League. Vincere la Supercoppa e andare avanti il più possibile. Cioè, andare avanti il più possibile non è una frase fatta. È che non puoi dire andiamo a vincerla perché abbiamo dimostrato troppi limiti mentali. Ora ho capito perché Ancelotti voleva Ibra. Vale, ti piacerebbe prendere una big nei 16esimi, sempre se non ci fanno bestemmiare? Non lo so, Marco. Big o no? Cioè, noi anche con Rijeka bestemmiamo e non è una big. Poi prendiamo una big, come per esempio il Barcellona, e ti devi piegare alla big perché è una big. Come va. Certo è meglio prendere una squadra meno forte, così puoi sperare di andare a più avanti possibile. Poi se devi uscire, per esempio, se devi uscire con l'Arsenal, tu lo metti in conto che l'Arsenal ti può battere, però lo devi affrontare bene. Io ricordo che con l'Arsenal siamo usciti senza nemmeno giocarcela. E lì sono quelle cose che ti fanno male del Napoli, e lo fanno spesso purtroppo. Un po' di voti da Mariano: Ospina 7,5, Di Lorenzo 6,5, Koulibaly 6, Maximovic 6 più, Gulam 5, Baca 7, Zielo 5, Ruiz 5, Insigne 5, Politano Ciro 6,5 gol. Ok, questi sono tutti voti un pochino alzati dal fatto, insomma, il voto da fantacalcio, diciamo. Pari il rigore, sale il voto, fai l'assist, sale il voto, fai i gol, sale il voto. Non sono voti sbagliati, però dipende da come li vuoi fare. Io ho fatto un voto più sulla prestazione e sulla sensazione che mi hanno dato. Ma se non segna Mertens, chi segna? Segna il tiro a giro, Stam Frisch. Guarda che il tiro a giro ti sblocca comunque la partita con la Roma, ti risolve la partita col Benevento. Il tiro a giro, ragazzi, non lo dovete attaccare perché lui si guarda le mie live e poi va a casa e piange. Sosteniamo il tiro a giro. E Mertens sta segnando, per fortuna è ritornato a segnare con un po' di continuità, però a livello di prestazioni ultimamente meglio Insigne. Mi devo mettere gli occhiali del bel gioco. Angela, hai ragione, è tutta colpa mia. Allora io vi prometto, partendo dal Crotone, dalla partita col Crotone, io rimetto tutti gli occhiali del bel gioco qua, ce li ho di 40 colori diversi e riprenderemo a giocare bene. È tutta colpa mia, perché chi mi segue dall'inizio dei tempi sa che io mettevo gli occhiali del bel gioco, gli occhiali della tattica, gli occhiali del gioco speculativo, speculare, e devo riprendere questa cosa qua. Hai ragione. Scusate, ma non ho capito, vuol dire che Gattuso non riesce a tenere lo spogliatoio unito? Può essere un vecchio problema, scorie vecchie. Ma sanno a risolvere sti scorie, oppure devi fare un'epurazione? Questa epurazione non è che c'è stata, alla fine è partito solo Allan. Capì? Ma lamentarsi è una cosa e incitare è altro. Gattuso non vuole lamentele. No, ho capito che dici, Tore, sì. Però sai, incitare è dipende da come lo fai, ovviamente, no? Forza ragazzi, dai, così. La linea è sottile tra il forza ragazzi, dai, datecela tutta, mettetecela tutta, diamo di più, o il perché io lo so che Lorenzo, se succede una cosa che non va bene, Lorenzo dice a Bucchine Mammat quando gli fa cadere il caffè.
non ha probabilmente la sensibilità di capire il modo in cui farlo, non lo so, non voglio nemmeno accusarlo di mancanza di sensibilità, però distinto dico io, Ajuec cazzo, svegliamoci, il che può venire visto dall'allenatore come un rimprovero invece che un incitare. Non lo so. Siamo molti messaggi indietro, vediamo un pochino. In Supercoppa tiferò sicuramente per voi, grazie Nino, io credo che mezza Italia lo farà. Erano bellissimi verdi o viola, lo so, i due occhiali, ma mo c'ho anche altri... Ma solo io mi sono accorto di rabbia da parte di Insigne sull'errore del rigore, tutto il contropiede parte da un suo errore e a fine azione si lamenta con non so chi. La devo rivedere l'azione, Deku, non me la ricordo, però... Non lo so, rabbia o meno, oggi Insigne è venuto meno, bisogna dirlo. Allora, loro in fase difensiva si mettevano con i 3 d'attacco in linea lato palla e i 3 di centrocampo sul lato opposto, notato? Si mettevano con i 3 d'accanto in linea lato palla ma perché l'hanno... Ragazzi, perché non è una squadra che gioca a caso, la Z, hanno le loro idee e le mettono in pratica. L'altra live ti parlavo di Elmas, oggi non mi è piaciuto, forse troppo presuntuoso e con troppa foga in campo. Nonostante ciò, fiducia, possiamo prenderci 3 punti contro la Sociedad. Speriamo bene, Nico, perché sarebbe una bella risposta. Andrea La Rocca, perché non Demme Baco? Fabian è lezioso e Zielinski non può avere la condizione, soprattutto giocando dopo 3 giorni. KK dovrebbe riposare come il povero Lorenzo. Insigne non può risolvere sempre come il povero Di Lorenzo. Insigne non può risolvere sempre lui. Per me Demme deve giocare con Bakayoko, con Lobotka, con Fabian, con Elmas, con chiunque. Per me Demme deve giocare, ragazzi. Bakayoko mi è piaciuto, ma Demme mi piace di più. Meno fisicità, ma più dinamismo. E il dinamismo è importantissimo, soprattutto quando siamo così lenti. Vale, ma se usciamo e basta da sta Europa del cazzo che ci fa sperare solo energie, io vorrei andare il più avanti possibile, ma... Francesco, ma che tu esci poi dall'Europa, tu pensi di poter puntare allo scudetto? Non credo proprio. Quindi onorare l'Europa, perché noi stiamo giovedì sera a guardarci la partita e a fare le live dopo e vogliamo parlare di una squadra che ce l'ha messa tutta. Alberto, Demme inguardabile, Mario lui si mette in mezzo agli attaccanti sui calci d'angolo, il doppio di lui. Si mette in mezzo agli attaccanti. E che deve fare Mario lui? Se ne deve andare? Albe, sei capace di commenti un pochino più intelligenti di questo. Che da fa Mario Rui? Sa da mettere i protosi a essere più alto. Che da fa? Salberani, dove sta? Belli, vista a Fabian, ho ragione o no? Salberani, mo mi devo ricordare che cosa hai detto di Fabian e ne parliamo. Ma qui non è in lista. Alberto, fai il bravo. Un altro Alberto si dice il Milan va a gonfie vele. È vero, tutti ci aspettavano un pochino di calo senza Ibra, hanno avuto un mini calo ma sono stati bravi a recuperare. Nessuno parla più di Ospina, 30 anni superati da un po' e comunque ci mette l'anima in campo. Dispiace per Meret, ma Ospina al momento è una sicurezza in porta e sono d'accordo. Oh, ma comunque forza Napoli e forza Diego Armando Maradona, sempre e sempre. Ma che esce a fare? Pure se poi punta allo scudetto, lo fai pure stando in Europa. Sì, Salvatore, ma infatti ma poi uscire di proposito sei proprio un cattivo professionista, non lo puoi fare. Però il non dare tutto già non mi piace. Che è una pippa. Salverà, non si può chiamare pippa Fabian Ruiz, non è una pippa, è un giocatore che deve velocizzare quelle gambe di merda che ha. Ok?
È lento, rallenta il gioco, siamo d'accordo. Passaggi sbagliati a prescindere, no, non è così, perché se vai a vedere le statistiche, la percentuale di passaggi riusciti di Fabian è altissima, quindi calma, non sono passaggi sbagliati a prescindere. Fa un lavoro anche di mettersi davanti alla linea di passaggio meglio anche di Zielinski, se chiedi a me, però deve velocizzarsi, sì, che è lento, sì, che può fare meglio, sì. Pippa no, non me lo farete mai dire, ragazzi, mai, perché non è così. Non è così. Un like è doveroso sempre per la memoria di Diego Armando Maradona. Sì, Marat era un cattivo professionista. Vabbè, lo so che stai facendo la provocazione. È così. Allora, Ciro Sellitti. Se il Napoli acquisisce mentalità diventa uno squadrone, ci manca solo quella, secondo me. Che però la mentalità la compri al supermercato. Come fai? Come si fa ad acquisire la mentalità? Servono quei 2 o 3 giocatori, ragazzi. La mentalità si acquisisce con quei 2 o 3 giocatori che si portano appresso il resto della squadra. Ibra, Lukaku, Ronaldo, l'abbiamo detto, ma anche Pedro per la Roma ti aiuta un po' a mantenere la squadra, il resto della squadra sul pezzo, secondo me. Io sto con Fabian, ragazzi. Fabian deve avere più il discorso Fabian ci farà litigare fino a che non lo venderemo. Dopodiché, quando lo venderemo, qualcuno esulterà, qualcuno si dispiacerà e lo vedremo in un'altra squadra. Non c'è niente da fare. Fabian è uno di questi giocatori qua, come lo era l'Inler all'epoca. A me Inler piaceva, a molte persone Inler era il male del Napoli. Una pippa che è stato eletto il miglior giocatore dell'Europeo 21 e titolare inamovibile nella nazionale spagnola. Se vi ebbe un Ibrahimovic a Milan e purtroppo ce n'è uno solo, Nino, e se lo sono pigliati loro. Non dimenticatevi che chi vince l'Europa va in Champions l'anno dopo. Il Siviglia ci ha creato una storia sull'Europa League vinte, è vero, ti aiuta anche a acquisire una certa mentalità europea che noi non abbiamo. Quindi l'Europa, cioè Diego Armando Maradona, non ti vuoi impegnare per cercare di vincere una Coppa UEFA come solo lui ci ha fatto vincere? Dai, io mi sento male. Questo disfattismo di tutti i tifosi dopo ogni partita un po' così non aiuta l'ambiente. Vogliamo la mentalità, ma siamo i primi che non l'hanno. Lorenzo, si sa che l'ambiente Napoli è così. Vinciamo una partita, parliamo di scudetto. Perdiamo la partita, siamo i peggiori, tutti da Serie C, tutti i giocatori da Empoli. Siamo fatti così. La continuità è difficile e quest'anno ancora in più. Veramente è tosta. Buonasera Valerio, il Napoli ha sempre il solito difetto che non tira mai un po' prima dell'area di rigore, non si rende mai pericolosa. Il problema di Koulibaly è che dovevamo vendere 80 milioni al sito e prendere altro, ma De Laurentiis ha fatto di nuovo l'errore come ha fatto con Alan, che lo voleva il PSG a parecchi milioni e poi niente. Vedi, è vero, cioè bisognava col senno di poi lo dovevi vendere, ma ve lo immaginate? De Laurentiis cede Koulibaly e compra Gabriel, per dire. Pappone, vinci solo tu, come ti sei permesso? Così il Napoli non vince mai niente, perché ti devi mantenere i migliori giocatori. Se ti vendi i migliori giocatori e poi ricominci da capo, come vuoi vincere? Non si vince, non vinceva mai niente, non vuoi vincere. Quando poi ci siamo andati molto più vicini, quando non abbiamo praticamente comprato nessuno, anzi ci siamo mantenuti con quella squadra, il famoso patto dello spogliatoio, no? Allora, Cristian Nardelli, ma voi state parlando dell'Europa League come fosse la Coppa Italia Serie D, ma il Napoli nella sua storia non ha vinto una Champions, un'Europa League è il trofeo per iniziare il progetto vincente, senza alcun dubbio. Io penso che una squadra come Napoli in Europa sarebbe il minimo andare fino in fondo, ma purtroppo c'è sempre il problema che magari ci servirebbe un giocatore di esperienza. Valerio, a giugno il Napoli vende Fabian e compra Locatelli, ti piace?
Sì. 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 Comunque Locatelli nazionale italiano, ci è sempre piaciuto come ha giocato, è abbastanza anche duttile, può fare il regista e può fare la mezzala. Sì, mi piace. E se non lo fate siete completamente pazzi, oltre che baconi. Grande, poi questa cosa la capiamo solamente io e te e penso pochi altri. ADL ha pagato gli stipendi, ora che scusa troveranno? Grande Fabio, esatto, perché poi questa storia degli stipendi che era uscita un pochino in giro, c'era l'accordo, era previsto pagarlo all'inizio dicembre, è tutto a posto, non ci sono scuse ragazzi, non ci sono scuse da accampare. La squadra ha creato ma ha sofferto troppo, di solito chi entra lo fa bene, i cambi non ci hanno dato un granché, una grande mano. Anto, i cambi hanno dato un po'. Io sono d'accordo, non lo so se Gattuso ha detto così o ha detto il contrario, ma secondo me se tu analizzi la partita di quelli che sono entrati hanno dato un pochino in più, secondo me. Petagna ha dato come prestazione più di Mertens, però Mertens ha segnato, mettiamoci d'accordo, nessuno ha torto, mettiamoci d'accordo però. Capito? Valerio, il problema è sempre lo stesso, non c'è cattiveria sotto porta, serve il campione, quello vero, basta. Ma purtroppo, ragazzi, non ce l'abbiamo il campione. Il più campione è Mertens per numero di gol fatti, però anche lui è in fase discendente, bisogna dirlo. Un progetto vincente lo fai con giocatori di mentalità vincente e non che sfaticate. Io qua ho paura, voglio capire se sono sfaticati, se si scocciano o se stanno male fisicamente. Io là ho il dubbio e devo capire. Locatelli è già Fiorentina, Juventina, parcheggiata a Sassuolo, squadra satellite. Temo pure io. E che se mangiate Petagna, mamma mia, veramente. Petagna ha dato quello che può dare, non è Lukaku. Ma Lukaku se li è mangiato gol del genere, ragazzi. Che poi però ne sbaglia uno, l'altro lo fa. Ma probabilmente. Nelle due occasioni Petagna se le ha mangiate tutte e due. La squadra era pesante per colpa delle feste di Natale, già stanno cominciando a mangiare. PS, Lobotka si è anticipato. Ma avete visto Gattuso? in quel giubbotto sembrava l'omino della Michelin. Viaggio Toraldo, secondo me noi stanchi stasera, però loro ci hanno imbrigliati e che qualità nel recupero palla nella ripartenza. Più di questo non si poteva fare. Ospina deve essere sempre titolare. È vero. Ragazzi, di voi 137 siete tutti iscritti, vero? Perché l'ultimo qua è Giulio Del Prete. Benvenuto, ma voi altri siete tutti iscritti, non è che siete capitati per caso, vi state guardando la live, belli così. Ah, questo parla del calcio. Beh, magari non sei tifoso del Napoli e stai vedendo noi come siamo tutti incazzati. Ah, bello, il Napoli sta in crisi. Non siamo in crisi, non vi preoccupate. Il Napoli si riprende, il Napoli fa su e giù. Fa un po' di ascensore, un po' di altalenanza, ma iscrivetevi al canale, lo fate, è una cosa gratis. È una cosa gratis. Hanno messi 3 dislike e vedi, allora mi stavo riferendo a loro. Mi stavo riferendo a loro. Allora, io comprerei un giocatore pronto al centrocampo che non ha timore di nessuno e che dà certezza. Chi? Fammi il nome e ti dico se si può prendere o no. Nel caso in cui si dovesse spezzare il rapporto con Gattuso, De Zerbi subito. Voglio su De Zerbi fa giocare bene il Sassuolo, ci piace, eccetera, eccetera. Chissà, però io non lo so se De Zerbi in una piazza importante come Napoli si può permettere di fare quello che sta facendo il Sassuolo. Lo voglio vedere, lo voglio aspettare, lo voglio analizzare. Non credo che abbiamo subito il nuovo Sarri. Certo, è un giocatore che sa come fa giocare la sua squadra, che con noi si è messo bene. Alberto, vediamo un pochino. Napoli è una delle 4-5 squadre favorite in Europa League, non lo so, ce ne sono tante, Stellina.
Siamo una buona squadra, ma il gioco va migliorato, non dipende solo dai giocatori, il centrocampo deve migliorare, Dem e Lobotka non sono all'altezza e la fascia sinistra in difesa. Vabbè, e poi non me la voglio pigliare solo con te, però stai ripetendo delle frasi che dici dall'inizio di quando sono arrivati Dem e Lobotka, ma non puoi inserire Dem deve migliorare quando sono 2 partite che è il migliore in campo. Hai capito? E altrimenti siamo schizofreni. Come può Dem migliorare quando in questo momento è il migliore in campo? È l'unico che si salva oggi e con la Roma non era l'unico che si salvava, ma è stato il migliore in campo. Non mi puoi dire Dem deve migliorare al momento. Fabian deve migliorare. No, Dem sta facendo quello che sa fare e quello che può fare. E Jam, non mi fa incazzare. Un'italiana comunque dovrebbe vincere quest'anno l'Europa League. E c'è il Milan, c'è la Roma, ragazzi, è il Napoli. Non è facile, stanno un sacco di squadre. Il Tottenham. Un ritorno di Sarri sarebbe una gran scossa? Non credo proprio, Danilo. Non credo proprio. Secondo te Sarri come lo schifo io? Non ci sta gente che lo schifa pure nello spogliatoio del Napoli? Dai. Tolisso ti farebbe schifo? No, non mi farebbe schifo assolutamente, ma non so quanto prende, non so se vuole venire, non so se preferisce rimanere dov'è, sinceramente non lo so. Petagna, damogli tempo, ci vuole un centrocampista più incisivo, con Bakayoko e Fabian sarebbe perfetto. Dem è bravo, basta. Eccolo là, infatti è Strefezza che cambierebbe tutto, esattamente, Vibelaz, esattamente. Pum, 200 like, bravi tutti. Alberto, io là già capì, io questo devo capire. Se ci sono dei margini oppure no. Se non ci sono dei margini, ciao. Si è comprato il cane ultimamente, non so se avete visto, si è comprato il nuovo cane. Ci stanno anche giocatori che stanno bene, nel senso che si godono. Poi c'è poco da godersi la città, probabilmente in questo periodo, e quindi a parità di situazioni, di lockdown, te ne stai un'altra parte. Questo non lo so. Ora puntiamo ai 250 like. Sì, ragazzi, 250 like come minimo, se no io capisco la depressione, ma non ve la dovete prendere con me. Prendetevela con Fabian. Non è che... Il significato dei miei tattoo. Alessandro, allora, quali sono? The Secret, il segreto, questo è il segreto che io vi dico a fine live. The Secret è una teoria. Fabio, grazie amico mio, grazie sempre. The Secret è una teoria, The Secret è una teoria che riguarda l'attrazione, è la teoria la legge dell'attrazione, che se tu vuoi una cosa lo chiedi all'universo e se sei bello convinto l'universo te lo ridà. Poi c'è questo che è il tasto è strano, è il tasto del refresh, quando devi fare refresh sulla pagina, che ha tutto un motivo particolare. Questo è il simbolo di John Paul Jones delle Zeppelin, questo è il martello di Thor, e poi dietro qua c'ho la mia iniziali, la V, non si vede bene al contrario, e qua sta il basso, insomma un po' di cose. Grazie Alberto. Il Napoli mi è sembrato troppo impaurito su ogni tocco palla, sembrava più una patata bollente che una palla. Non lo so, impaurito, molti anche passaggi sbagliati, si poteva fare molto meglio in rifinitura. Comunque secondo me non c'era nemmeno voglia da parte dei giocatori, dopo la parata di Ospina non c'era voglia di spingere. L'ho notato, Pana, questa cosa, erano sempre schiacciati. A un certo punto mi è sembrato che entrambe le squadre, dopo una sfuriata iniziale, pigliamoci su pareggio, poi ce la giochiamo alla prossima. Mi ha dato questa impressione qua, che pure sai, palla fuori, Ospina non è che l'ha presa subito per ribattere,
un po' calma, dimmelo poco, non lo so. Mi ha dato anche a me questa impressione qua. Non lo so. Non credo che in questa società, se vuoi non credo in questa società, se vuoi vincere non compri Petagna, oltre ad avere degli elementi che al Napoli non hanno portato nessun vantaggio. Aldo, ma Petagna è il terzo attaccante, eh? È il terzo attaccante. Il primo attaccante era Mertens. Il secondo attaccante è Osimhen, una scommessa che però dovrebbe garantirci un buon rendimento e lo stava facendo, ci aveva cambiato la squadra. Petagna è il terzo attaccante. Terzi attaccanti come Petagna, qualche squadra ce l'ha, qualche squadra no. Petagna è più forte di Pinamonti dell'Inter, per esempio? Non lo so. A me Pinamonti piace in realtà. Il Real è in fissa per Fabian, che ci diano Toni Kroos, ma che ci diano anche qualcosa di soldi e ne troviamo un altro. Va bene, se sono in fissa con Fabian se lo pigliassero. A questo punto è meglio Milik che Petagna? Guarda, tecnicamente sì, però non ci dimentichiamo che Milik ha smesso di impegnarsi e di giocare per il Napoli. Lui ha deciso di non giocare più, di non impegnarsi più. Non ci dimentichiamo il finale di stagione dell'anno scorso dove si giocava con uno in meno. Petagna almeno ci mette impegno e lotta su tutti i palloni. Milik niente, ma proprio niente. Quindi tecnicamente sì, ma Milik si gli una palla, ho persa. Si è visto anche prima su una palla facile da crossare per Mario Rui, che invece ha deciso di tornare indietro incredibilmente. Ma non lo so quale azione. Ah, che ho capito che si ritorna sempre indietro, che quindi non volevano attaccare per cercare il secondo gol, ho capito. Comunque si doveva vincere. Ciao Tony, comunque si doveva vincere, non è mai buono andare all'ultima partita. Lo so, ma infatti sì, maledizione. Ancora con la società, non capite che facciamo quello che possiamo. Come dice Totò, Natale, Pasqua e Ferragosto. Allora, Sporting Braga inizia a fare paura. Stiamo a occhio perché quasi sempre 3-4 gol a partita e rimonte con anche uno in meno. I don't know what you mean. Però devo ammettere che ADL ha mantenuto quasi tutti e devo apprezzare che comunque ci ha costruito una squadra, non aver venduto tutti i giocatori come mi credevo facesse. Quest'anno, hai capito? Quest'anno noi ci avevamo paura, mo per Dima Koulibaly, mo venne pure Maximovic, Chiaccatam, e invece l'ultimo di tutto arriva Bakayoko. Ci possiamo lamentare del terzino sinistro? Sì, però poteva essere anche peggio. Sinceramente, questa rosa mi deve dare qualcosina in più, secondo me. De Paul per Luiz, sì, oggi stesso. Come li reputi i cambi fatti uno dietro l'altro quasi in maniera nervosa? Ottavio, non lo so, sono stato anche io sorpreso da questa cosa qua, non ci stava dietro nemmeno la telecamera, improvvisamente mi sono reso conto che c'era Lozano, mi sono reso conto che c'era Petagna. È un po' strano, secondo me a volte abbiamo anche detto a Gattuso di fare i cambi un po' più presto, però non lo so, un po' troppo. Io credo che lui li abbia visto proprio male fisicamente e ha voluto dare una scossa a tutti per avere giocatori più freschi. Però comunque non è bastato. Oggi faceva freddo e pioveva, sì. Non è facile lì che in casa non perdere molto tempo. Petagna deve giocare di più. Aspettate, oggi Petagna dalla seconda ora se segnava. Infatti, su questo siamo assolutamente d'accordo. Quest'anno dovevamo prendere Veretù, niente scuse, lui ci avrebbe svoltato il centrocampo. Sì, però Veretù è andato l'anno scorso alla Roma. La Roma ha fatto un'ottima stagione con la Roma. La Roma trova il centrocampista titolare e se lo vende per darlo a Napoli. Non c'è mai stata questa trattativa, secondo me. Dovevamo prenderlo 2 anni fa, prima della Roma.
Ma io della Rentis non ha venduto nessuno perché società che comprano ora non ce ne sono. Ce ne sono poche. Sì, secondo me le offerte sono arrivate ma non erano all'altezza. ADL doveva prendere Reguilon e Veretout. Veretout ti ho già risposto, Reguilon sarebbe stato un ottimo acquisto, ma Reguilon va al Tottenham, non va alla Fiorentina. Io mi incazzo se perdiamo Amrabat che va alla Fiorentina, là dico perché il Napoli non ha fatto qualcosa in più. Però se va al Tottenham tu dici vabbè è andato in una squadra prestigiosa e niente da fare. Siamo stati davvero dei coglioni stasera, ho paura per Gattuso, anche con il Milan uscì all'ultima partita quando era primo nel girone, aia. Sì, grandi conti per la corona del grandissimo Diego, mi sono emozionato pure io, ci ha rappresentato bene, è stato emozionante vederlo. A gennaio dentro Gargano e vinciamo Champions Mondiale Europea e Coca-Cola Cup. Gargano ci metteva tanta cazzimma, Gargano era un demme un poco più piccolo. In questa squadra ci sono 6-7 elementi da vendere. Vai Aldo, fai i nomi. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo. Dovevamo vendere Mertens e prendere Werner. E vabbè, ma Werner, capita, lo aiuta. Anche Haaland. Sì, ragazzi, ma già Osimhen era fuori dalla... Abbiamo fatto un mezzo miracolo perché lo voleva tutta l'Europa. Non possiamo competere con questi giocatori qua. Non abbiamo le possibilità, l'appeal. Capito? Questa cosa che nei gironi di Europa League non c'è il VAR non ha senso, sono d'accordo, non ha alcun senso. Poi 16esimi sì, allora nei gironi non fa niente, nei 16esimi però stiamoci accorti. Bah. Gargano e Zulica e si volava, per non parlare di Zemaili a centrocampo. Vale, hai visto Loncard e Rijeka, potrebbe essere una buona alternativa più funzionale al Ruiz. Salvatore l'ho visto mezza volta, insomma non lo so, lo dobbiamo vedere. Se vedevi mezza volta Fabian, molto meglio, no? Li devo vedere sul lungo. Madonna, Zemaili e Illy tiravano certi missili ogni tanto che facevano impazzire. Campagnaro col calzerotto bucato, che poi tanti di loro fanno questa cosa del calzerotto bucato. Non ho capito se è un fatto di circolazione, che sono troppo stretti. Bah. Vale, ma lo papà verrà venduto il prossimo giugno perché credo che Demme sia più utile di lui. Sono sicuro e sono d'accordo che Demme sia più utile di Lobotka sicuramente. Non vorrei che poi ci mancano i numeri a centrocampo, perché se continuiamo col centrocampo a 3 devi averne 3. 3 e 3, nel senso 6. E quindi hai Bakayoko Demme, Fabian Zielinski, Elmas, Bobotta. Non puoi mettere nessun altro al centrocampo, quindi se vuoi continuare col centrocampo a 3 non te lo puoi vendere o lo devi poi sostituire. Secondo me l'anno prossimo o fra 2 anni il Napoli prenderà Boga. Tu che ne pensi, Caffè? Nico, non lo so se lo prenderà, ma mi piacerebbe tanto perché Boga è un grande trequartista, ala, attaccante. Amrabat non è un giornalista che ci serve, si sente l'assenza di Allan che sì, sarebbe stato un ottimo sostituto. Amrabat è voluto andare alla Fiorentina, a me mi faceva impazzire. Valerio, secondo me uno dei tanti punti deboli del Napoli è lo scouting, perché gente come Haaland e Osimhen stesso li avresti presi prima del boom. Sì, però anche squadre che hanno un ottimo scouting come l'Atalanta, Haaland non l'ha pigliato. Allora sì, è meglio avere, è chiaro, bisogna migliorare sotto quel punto di vista, però abbiamo preso Osimhen al tempo debito, abbiamo preso in passato Hamsik, abbiamo preso Lavezzi, abbiamo preso lo stesso Cavani ed il boom l'ha fatto con noi, Fabian lo stesso, che comunque è un prospetto, poi a noi non ci sta piacendo, va bene, ma comunque è un prospetto preso al momento giusto.
non si possono prendere tutti, ovviamente. È chiaro che uno come Haaland, se lo prendi in tempo, è meglio di tutti quegli altri che vi ho citato, perché Haaland segna 2 gol a partita e c'ha una media incredibile. Però invece sono bravi i giovani che Maldini prende dal Real per il Milan, ad esempio Mariano Diaz e compagnia. Poi c'è Vinicius Junior, ve lo ricordate? Sì, ma Vinicius, il nostro Vinicius sta al Tottenham, quello che sta al Real Madrid non è il nostro Vinicius, è Vinicius Junior che è un altro. Valerio, secondo me dobbiamo vendere tutta la rosa, prima di questi puro presidente. E la serata è tosta, ragazzi, mi rendo conto che c'è delusione, però non abbiamo perso, abbiamo pareggiato fuori casa. Voglio essere un attimo positivo, siamo ancora prima in classifica. Abbiamo, ecco, come dice Massimiliano no, ma Massimiliano già era abbonato. Massimiliano, non scherziamo, Massimiliano già era abbonato, sta impazzendo. Comunque lo vedete, quando vi abbonate c'è Barolas che fa così. Ciao Max, ne approfitto per salutarti. Però già eri abbonato, quindi può essere che questo è un rinnovo, non lo so. Può anche essere. Comunque voglio dire, l'Inter, i padroni del nostro destino, vi ricordate questa storia? Siamo padroni del nostro destino. In questo momento siamo padroni del nostro destino. Meglio di non essere padroni del nostro destino, che magari vinci e devi aspettare i risultati delle altre. Quindi volendo dare un attimo anche di positività, no? All'ambiente, perché io è anche compito mio darvi un pochino di positività. Siamo padroni del nostro destino, se non stecchiamo l'ultima partita, se vinciamo, se pareggiamo, no, se pareggiamo ho paura, ma se vinciamo contro la Real Sociedad e possiamo vincere, abbiamo battuto 4-0 la Roma, la Real Sociedad è prima nella Liga, massimo rispetto, ma abbiamo battuto la Roma, abbiamo battuto l'Atalanta, siamo in grado di fare ottime partite. Dai, abbiamo battuto la stessa Real Sociedad già. Perché non farlo di nuovo allo stadio Diego Armando Maradona? Vi chiedo a voi. Abbiamo pareggiato, però rischiando di essere eliminati. Quando stasera avresti potuto chiudere... lo so. Mi sto cercando di darvi un pochino di cose positive, ma mi rendo conto. Seriamente rischiamo di non passare e non riusciamo a vincere con la Z, che se giocava la mia classe tutte femmine... No, Dark, non è così. La Z è una buona squadra, la classe tutto femmina. E comunque Valerio, Vinicius Morais, il nostro, è sulla buona strada. Al Tottenham ha un certo Kane che prende da esempio. Secondo me può diventare un gran bell'attaccante. Sì, sta girando un po' per il mondo, sempre in prestito, però ormai noi l'abbiamo perso, l'abbiamo venduto. Però vedi lì, per esempio, il Napoli, lo scouting l'aveva individuato un giocatore buono. Il problema poi è crederci fino in fondo. Dopo un paio di prestiti, però poi è arrivata l'offerta, te lo sei venduto perché o non ci hai creduto fino in fondo o non c'erano i presupposti. Non facciamo sì. Valerio, il vero problema è il giocare bene, che ci manca, non le vittorie. Voglio vedere un gran bel gioco, poi perdere ci sta, è lì la cosa che non va. Manu, sono d'accordo che non stiamo vedendo un gran calcio. Con la Roma ci siamo esaltati, sì, ma era una serata anche particolare. Stiamo vedendo un calcio bellissimo, per quello che poi noi abbiamo in testa, no? Del calcio bellissimo sia quello di Sarri, ma si può fare un calcio bellissimo anche con Gattuso, si poteva fare un calcio bellissimo con Ancelotti, un calcio diverso, più verticale, più arioso, però Albè, tiè, un po' di positività, me la prendo, amico mio, me la prendo, il caro Mertens, mi faccio un massaggio.
Grazie, vabbè, grazie mille. Grazie mille. Una volta cambiato il nome a San Paolo, bisogna che la maglia si deve sudare, onorare e rispettare il nome che porta. Lupus, sì. Lupus, sì. Lupus, sì. Vittoria con la Roma, squadra da scudetto, pareggiamo stasera con le squadre migliori in Olanda, facciamo schifo, guardate il tennis, è meglio. Antonio, bisogna essere sempre equilibrati, hai ragione, bisogna essere equilibrati nel giudizio. Dopodiché ricordiamo anche le altre squadre che fanno le stesse cose. Ricordiamo, che ne so, nel nostro campionato la Juventus che pareggia con il Crotone, con lo Spezia no, con chi altro ha pareggiato? Col Benevento. E così il Manchester United che perde contro la squadra turca che non la conosce nemmeno il proprio presidente, capita a tutti. Il Milan impatta, lo stesso Milan che è quello che ha avuto più continuità di tutti, con Lille la prende, la scoppola e poi pareggiano, eccetera, eccetera. Bisogna, esatto, alla fine della fiera, il tifoso del Napoli protesta di meno se vede la maglia onorata e sudata. Oggi, vista la lentezza, vista la manovra macchinosa, siamo molto più delusi perché essendo la manovra macchinosa non vediamo quel buttare il sangue come i pazzi, non vediamo né il fortino della difesa estenuante né azioni che tu dici mamma mia, il portiere ha fatto 50 miracoli. Quello è che vogliamo vedere. Se poi il portiere fa 50 miracoli, ci annullano 2 gol in fuorigioco allora uno dice vabbè, ma noi abbiamo fatto il massimo. Mentre vi dico che il Napoli poteva dare di più, che il Napoli comunque ha creato le sue occasioni, ti dico che la sensazione mia, parlo di sensazione, non è di quelle positive stasera, non è tutta positiva. Mentre rispetto l'avversario, attenzione, lo rispetto e lo capisco che c'è anche l'avversario, che non entriamo da solo in campo, che loro conoscevano meglio questo campo di patate, che hanno giocato bene in ripartenza. Si poteva fare di più. Vi ricordate Kiev Besiktas 6-0? Gli olandesi non hanno ancora vinto in Croazia. Forse non avete capito, la Roma ha fatto un omaggio a Maradona, altrimenti, ma quanto perdeva con questo Napoli? Nicola, sono stronzate grandi come una casa. E se non siete, e se non siete ottimisti e mettete like, siete completamente pazzi. Le trasferte di Europa League non sono mai semplici, soprattutto con queste scale organizzate come la Z, vedi il Tottenham. Sì, io voglio ragazzi che alla fine di questa live voi non siete troppo depressi. Ragazzi, fidatevi, il problema è Gattuso, approccio molle in ogni gara e tante parole e pochi fatti, non abbiamo un gioco. Aristotele, ma come può essere Gattuso il problema dell'approccio? Come può essere Gattuso il problema e non i giocatori? Se il problema è l'approccio molle, come può essere Gattuso che per tutta la settimana non fa altro che ripeterci questi sono forti, questi sono tosti, questi sanno giocare a pallone, questi in Europa sono tosti? Come può essere Gattuso la colpa dell'approccio molle e non dei giocatori? Non capisco. Io l'ho comprata ieri, state parlando della maglia, State parlando della maglia. Dove sta? Qualcuno ha chiesto della maglia? Ah, eccola qua. Vale, hanno messo la maglia in onore di Diego in vendita su prenotazione. La acquisterai? Sì. Amico Luca, grazie amico mio. Adesso acchiappo il tuo commento. La maglia l'acquisterai? Allora ragazzi, sì, io ho fatto il video che cercavo di capire come la compro, la scritta Diego, la scritta Maradona, la scritta fluido con il numero, senza numero. Stavo decidendo, mentre decidevo sono finite tutte le maglie in prenotazione, però è ancora presto. Il problema è se te la compri sull'e-store non ufficiale arriva a febbraio e io la voglio più presto, subito. Però purtroppo a quanto pare la richiesta è talmente alta che mi metterò in coda e quando arriva. Alla fine è una cosa che succede una volta nella vita, l'omaggio a Diego, e lo voglio fare anche io, anche se
il prezzo è alto, ma me l'aspettavo sinceramente. Fatemi vedere il messaggio. Il messaggio di è polemico, ma ovviamente leggiamo tutto. Luca. No, è perché Luca ma perché vedi la cosa è troppo una stronzata. Nicola non si prenderà a collera, ma quando si dice una cosa così scema, che è stata poi smentita dagli youtuber romanisti, capito? Non lo dobbiamo nemmeno parlare. È una cosa da tifoso che non vuole ammettere che la propria squadra è stata inferiore o che non insomma che ha steccato la partita. Ci può stare anche che il Napoli era superiore, ma abbiamo fatto il regalo per Maradona. Mi dispiace, non funziona così il calcio, non funziona così. Volevano onorare anche, avrebbero dovuto e volevano onorare anche loro la cosa della cosa, fare un gol, non esultare, rispettare, i voglia se volevano fare, assolutamente. Vabbè, è passata sta serata, iniziamo a concentrarci sul Crotone. Io prevedo uno stravolgimento di formazione. Koulibaly, Politano, Fabian e Mertens sicuro riposano. Fabio, Mertens, su Mertens non lo so, sugli altri per forza deve riposare Koulibaly. Credo anche Politano, perché oramai si stanno alternando chi parte titolare e chi parte dalla panchina. Credo anche Fabian. Su Mertens non sono sicuro, perché non lo so, ha cominciato lui titolare, poi ha chiuso Petagna. Sì, ci può stare, però Mertens sta anche in fiducia, che ha segnato 3 gol consecutivi. Su Mertens non lo so, sugli altri sì. Etna e Vesuvio, perché il vulcano è la terra che amiamo e dell'eruzione ce ne freghiamo. Dai ragazzi, nonostante ciò sono molto fiducioso nel passaggio del turno, e se giochiamo da Napoli allo stadio di Armando Maradona gliene facciamo 3 alla Real Sociedad. Ora testa al Crotone e facciamo punti. Dai, che Fabio vi ha rimesso un attimo sulla cosa della positività. Va bene, devono riposare per la Real. Sì. Battuta, Mertens a Crotone, come no? A Daioga, sa da pigliare un rigore che non ci sta. Raga, ma che cazzo vi lamentate? Primi nel girone, una sola sconfitta in campionato sul campo. Se dite Coppa di Gattuso avete problemi seri. Sconfitta in campionato Sassuolo e Milan, poi quell'altra. Però sì, l'altra sconfitta con la Z in Europa League. Alla fine, se metti tutto in fila, è un buon inizio a livello di numeri, secondo me. Il mio timore: esce uno per riposare ed entra uno altrettanto stanco. Vibelaz, sì. Allora, avevo cliccato su un altro messaggio. Ok, Valerio, anche per me la colpa è di Gattuso, non abbiamo gioco. Esempio, io passo a te, tu a me, poi arrivano al limite dell'area e tornano indietro, perdono palla al centrocampo e prendiamo gol. Non è così semplice, dente avvelenato, non è così. Passo a te, passo a me è una cosa che ripetono alcuni opinionisti, si chiama giro palla. Quando le squadre sono chiuse dietro la linea della palla, tu devi per forza fare passo a me, passo a te. Si chiama giro palla. Il giro palla serve a far muovere gli avversari e a creare spazio. In quello spazio, quando gli avversari si sono mossi, tu devi buttarti e ci deve essere poi un passaggio in profondità, altrimenti devi puntare sul fatto che la dai a Ronaldo e punta all'uomo, la dai a Chiesa e punta all'uomo, la dai a Dybala e punta all'uomo. Se tu non hai giocatori che puntano all'uomo, l'unico giocatore che un po' punta all'uomo a noi è Matteo Politano e Irving Lozano. Gli altri non lo fanno, quindi se non ci sono uno dei due e non sono in vena, tu devi fare il giro palla. E con il giro palla, caro dente avvelenato, con il giro palla, anche tornando indietro, prima o poi si aprono gli spazi. Petagna finisce in porta, Petagna il colpo di testa, Petagna il tiro, così, solo per parlare di queste qua, della partita di oggi. Poi tutto il resto dei gol che hai fatto
Lo hai fatto con io passo a te, tu passi a me. Se non si è creato lo spazio, devi tornare indietro come tornano indietro tutti. Non è perché è Mario Rui, anche se la palla ce l'ha Alexandro, deve tornare indietro. Vi chiedo, vi scongiuro di guardare ogni tanto qualche partita delle altre squadre, una partita qualsiasi. Se vedete una partita qualsiasi delle altre squadre, vedrete che anche loro passo a me, passo a te e torniamo indietro se non si è creato lo spazio. È il calcio, ragazzi, è il calcio. A meno che non hai giocatori che puntano all'uomo, e allora, boom, crei la superiorità numerica ed è facile. Allora, ok, il giro palla con chi si chiude, ma stasera la Z pressava altissimo, ma noi comunque abbiamo fatto tantissimo fazzoletto, è vero. Oggi il fazzoletto non eravamo in grado di farlo e lì devi fare un lancio lungo e cercare di prendere una seconda palla, perché la seconda palla è un'altra possibilità che il Napoli ha. Con la Roma abbiamo dimostrato che le seconde palle le prendevamo tutte noi. C'era più voglia, stavamo meglio fisicamente, una delle due, ma puoi anche lanciarla e poi loro sul colpo di testa stai tu prima di loro, perché arrivi prima su un campo che te lo fa fare magari. Troppe cose oggi, ragazzi, troppe cose. Nico Arena, hai notato anche tu che il Napoli è la terza squadra a creare di più in Europa e noi quest'anno ancora non è stato dato un rigore? Questa statistica l'ha messo in chiaro Aurien, ma è assurdo. Nico, questo ci dimostra anche un'altra cosa, ma al di là del fatto che non ci danno rigori, che è grave ed è strano, perlomeno strano, se il Napoli è la terza squadra a creare di più in Europa, vuol dire che questo giro palla alla fine qualche verticalizzazione arriva e in porta ci arriviamo. Poi non siamo bravi a segnarle tutte, perché non abbiamo i cecchini, non abbiamo i Cardi, non abbiamo Inzaghi, non abbiamo Trezeguet, non abbiamo questi tipi di attaccanti qua. Però se creiamo di più in Europa, Gattuso non può essere un fesso, ragazzi. Non può essere un fesso. Bravo Luca. Gattuso, Ronaldo punta all'uomo, ma torna indietro anche lui. Basta guardare le partite. Basta guardare le partite. Il giropalla con il portiere del Palazzo Sarri ci riusciva bene, magari ci vuole tempo. Con Sarri la perfezione si è raggiunta dopo 3 anni, ovviamente. Avevi anche dei giocatori che oramai si erano mentalizzati, avevi il buon Albiol che comunque ti aiutava in questo, avevi Hamsik, avevi Jorginho, giocatori perfetti per prenderti anche qualche rischio. Questa squadra non ha Jorginho, non ha Hamsik, non ha il miglior Gulam, però abbiamo dimostrato, basta vedere le statistiche, che si può anche fare. Fabian Ruiz si deve svegliare? Sì. Il problema di stasera sono state le scarpette? Sì. Pasquale, come sei bello, c'hai pure la maglietta, guardate com'è bello, si vede? C'ha pure la maglietta come Avatar. Sì, anche il fatto di cadere sempre, il primo messaggio che mi ha mandato mio padre, ma è mai possibile che stanno sempre a terra? Anche quello non si spiega, anche quello è un errore che si può dire e si può accusare il Napoli anche di questi errori. Vero, sui rigori non siamo concreti, anche questo è vero. Nemmeno con Sarri avevamo questi attaccanti. Con Sarri avevamo Mertens nel pieno della forma, avevamo Higuain, avevamo Insigne uguale a Mo, però non lo so se era più in forma o meno in forma. Insigne uguale di rendimento. Callecon che segnava invece di buttarla alle spalle del portiere, non lo so se nemmeno con Sarri avevamo questi attaccanti, sinceramente. E allora Valerio si prega che ritorni il Gulam di una volta. Se non fosse stato per quell'infortunio a quello le parole del sono d'accordissimo, non d'accordo. Purtroppo sì, ma purtroppo non torna, perché se l'infortunio è stato grave, se l'operazione è stata sbagliata o se ormai queste, perché dopo alcuni infortuni, Maradona ce lo insegna, dopo alcuni infortuni tu al 100% non ci ritorni. E purtroppo se questo è, siamo stati sfortunati e questo è. Uscite like, punto esclamativo Diego, tutti, devo prendere fiato, punto esclamativo Diego, scrivetelo.
Scrivete punto esclamativo Diego, forza. Forza. Dai ragazzi, dai. Dai ragazzi, dai. Comunque Gulam oggi mi è piaciuto. Save, tu sei Saverio solito. A me non mi sembrava in grande forma, sinceramente. Ciao Xander. Dai che tra un po' entra Marat e mi fa respirare. Ragazzi, lancio, tanto io tra un po' me ne devo andare, lancio l'invito agli amici, a qualche amico bellino, se vuole entrare al volo, così faccio sfogare anche a loro, gli amici che supportano, gli amici che sono abbonati, che comunque non mancano mai. Hanno sfogato, ho letto tutti i vostri messaggi, quasi tutti, se me ne perdo qualcuno voi mi perdonerete. Luca, per esempio, Luca Delise, che tu hai parlato pochissimo. Boom. Vediamo chi c'è, vediamo se qualcuno vuole entrare e così mi date anche una mano e mi fate prendere fiato. Mi fate riprendere fiato. Ovviamente sempre cuffiette, mi raccomando. Altrimenti, Gennaro Tutino. Allora, manca un punto di riferimento a sinistra difensivo che faccia divertire, calcisticamente parlando, Lorenzo, e vedendo la nazionale Emerson Palmieri sarebbe geniale. Emerson Palmieri sì, ma Carlo, è mai possibile che Lorenzo si deve divertire? Ho capito quello che intendi, divertire calcisticamente, cioè gli scambi, le cose, però anche se con Mario Rui Lorenzo si è divertito in passato, non lo so. Va bene Luca, non ti preoccupare, vediamo se c'è qualcun altro che entra al volo, altrimenti non fa niente. Un giorno vi farò entrare Rita, un giorno. Però voi dovete lasciare più mi piace, altrimenti Rita non è che è roba di 200 like, Rita è roba di 500 like, se no non ve la meritate. 100 ore di cinema per i crediti. Amo il cinema e mi manca non andarci, però mi sto facendo certe scorpacciate. Se arriviamo a 250 entro 9 minuti, entro, ok. Non voglio dirla grossa, ma la mancanza di Osimhen si sente moltissimo. Tony, non l'hai detta grossa, l'hai detta giusta. La mancanza di Osimhen è assolutamente da tenere in considerazione. È la nostra punta, è quella che ci garantisce più soluzioni in attacco. Con Mertens devi metterla sempre bassa, devi sempre fare cross bassi. Quando hai Osimhen puoi mettere cross alto, gliela puoi mettere in profondità, gliela puoi dare addosso. Ora Osimhen lo rivedremo in campo con la Samp. Io credo che comunque l'anno prossimo Victor, se si abitua al calcio italiano, è mostruoso. Lo spero anch'io e lo credo anch'io, Nico. Voglio sperare che possa entrare con il Crotone negli ultimi minuti e poi magari entra con la Sampdoria da titolare, speriamo. Il problema è che con Sarri avevamo un gioco in una gara le squadre avversarie raramente passavano il centrocampo, ricordi 28 di... Sì, mi ricordo, amico mio. Sì, con Sarri noi prendevamo la palla Luca Delise, ragazzi. Luca Delise. Domani riesco a fare una live il pomeriggio al volo. Amico, domani che cos'è? Venerdì? Vediamo, dai, mi organizzo, faccio mente locale e vediamo. Perché domani voglio lanciare un video intervista importante che vi piacerà tantissimo. Se riesco a fare tutto insieme, perché no? Lo saprete se sarete iscritti al canale Telegram che trovate in descrizione. Mi interessa. 11 like in 7 minuti. Dai ragazzi, dai, se no non vedete il buon Marat e io chiudo perché devo andare a suonare. Sarà entrato Pionettiere, non ti preoccupare. C'è poco da chiacchierare, lo so, Albe, lo so. Lo so.
Pino D'Angelo, la Z ha fatto gli stessi punti dell'Ajax nell'ultimo campionato, sì, per quelli che fanno finta di dimenticare che la Z comunque è una buona squadra. A sostegno di una fede calcio Catania e curva A Napoli. Gemellaggio che resiste. Crazy Axel, io ho l'impressione che Osimhen si faccia trovare quasi sempre in fuorigioco, quindi credo che non sempre possa funzionare. Questa è una delle cose, bravo, su cui deve migliorare, perché la foga stessa di aggredire la palla alle volte deve fare i passettini di Callejon, deve aspettare un pochino che parte il passaggio e poi lanciarsi, perché in velocità ce la fa. Qualcuno gli deve dire non ti preoccupare che ci arrivi lo stesso. Questa è una delle cose su cui deve sicuramente migliorare. Anche Insigne quando sta in serata di grazia punta l'uomo, vero, quando sta in serata di grazia, vero, però Mario Rui o meglio, e intanto Mertens sempre più marcatore della storia della SC Barcellona. È arrivato a 130, minchia, e infatti sì, perché terzo gol consecutivo in tutto questo marasma, siamo tutti insomma delusi perché vogliamo di più, vogliamo sempre vincere 4-0. Mertens, che comunque noi sottolineiamo così e così, terzo gol consecutivo. Bene, perché il nostro problema è il gol, quindi bene. Trasmessa a Canale 8, troppe secce e gufi, come dice Carlo Alvino. Corsi di colpi di testa da Mario Giardel. Vibelaz. Colpi di testa per chi? Per Mario Rui? Per Petagna? Per lo stesso Osimhen che può crescere sotto quel punto di vista? Peccato davvero per Milik, non riesco a spiegarmi come si sia perso in questo modo, ci sarebbe servito tantissimo se fosse stato al top della sua forma e lo abbiamo visto tutti quando lo era. Mucedl, io l'ho sempre difeso, i numeri di Milik sono numeri buoni. A parità di minuti giocati, Milik aveva un'ottima media gol. Sono d'accordo con te, non riesco a spiegarmi perché poi decide proprio di non giocare. Secondo me, avere avuto probabilmente la corte della Juventus lo ha fatto un pochino salire di testa. Adesso io vado alla Juventus, raggiungo Sarri oppure così, vado a vincere il campionato facile. Non ti preoccupare, baby. E quindi ha smesso proprio di impegnarsi. Assolutamente. 5 minuti e 10 like più una batteria di pentole concorso di cucina offerto gratuitamente da Marat. Yam Bellini, dai. La pentola, com'era la pentola? No, Scavolini era la cucina. Il servizio di pentole, non mi ricordo com'era il classico servizio di pentole di Giorgio Mastrota. 9 like, dai, allora vuol dire che qualcuno di voi, io vi vedo perché ho gli occhiali speciali, io vi vedo che vi state belli rilassati, ecco, mi ci spiega la tattica, il Napoli, c'è poco di spiegare tattica oggi, perché il Napoli con il 4-3-3 poi dopo è passato con il... però voi vi siete dimenticati, semplicemente una dimenticanza, non è cattiva volontà, vi siete dimenticati di lasciare il like, nel momento in cui voi guardate, ops, mi sono dimenticato, fammi girare, se sto col telefono per esempio e state guardando la like così, girate dall'altra parte e vedete, il like è grigio, allora quando il like è grigio deve diventare blu, fatelo diventare blu e vedete, Mondial Casa, ecco cosa mi stavo dimenticando, Mondial Casa, esattamente. Mertens ha contratto per 2 anni, no? In 2 anni può arrivare a 200 gol, oddio, 200 gol ne deve fare 70, vuol dire doverne fare 35 e 35, vuol dire essere capocannoniere della Serie A, vuol dire lui al massimo è arrivato a 28 con un Napoli che giocava praticamente con lui come prima punta. La vedo difficile. Prendi la cornetta, Mondial Casa ti aspetta. Sono 10 anni che Mastrodo va bene. È vero. Mancano 2 minuti e 8 like, dai ragazzi.
Dai ragazzi che vi perdete l'ottimo moderatore che ha messo la giarrettiera. Per la consacrazione del Napoli manca tempo o c'è bisogno di qualche modifica? Non so cosa intendi Daniele per consacrazione. Io dico che il Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare terzo o quarto in campionato, non so in Europa perché dipende dal sorteggio, però serve qualcosa in più per poter puntare a vincerla, secondo me. Il Napoli ha la squadra che se questi giocatori avessero sempre l'approccio giusto, tranquillamente ti direi che il Napoli può puntare a vincerla. Visto che l'approccio è un po' altalenante, perché anche oggi io mi lamento più dell'approccio che non della prestazione generale, allora lì abbiamo dei problemi e non so se le puoi risolvere. A un certo punto è passato anche 4-4-2, sì, con Elmas dietro Petagna e con Lozano e Insigne. Era il 4-2-3-1. 2 like, un minuto, dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai. Rischiamo di qualificarci secondi a pari punti con la Z, ma in svantaggio negli scontri diretti, oppure essere eliminati. Sì, Vincenzo, io credo che se arriviamo secondi con la Z passano loro. Non mi sono informato, ma gli scontri diretti dovrebbero valere prima di tutto. E quindi non possiamo permetterci di pareggiare se la Z va a vincere con Rijeka. Quindi non possiamo permetterci. La prossima partita vinciamo sicuri. C'è Diego lassù al Diego Armando Maradona. Vuoi vedere, come dice Luca, che il fattore campo adesso magari no, non lo so, voglio pensare anche che magari il fattore campo non c'è il pubblico, però magari ci pigliamo un nuovo fattore campo dato dal fatto che lo possiamo mettere nello schermo. Mettetelo nello schermo tutte le giornate, vediamo se questi giocatori hanno bisogno di uno che li guarda, che magari fatemi vedere che Fabio mi ha mandato una cosa. Ah, quanto è bello. Mi ha preso poi in un modo, Colombia, decido Colombia, colorina hanno scritto, vabbè, ma vi faccio vedere. Se pareggiamo la Real Sociedad non ci supera. Ok, però ci raggiunge. Ah, quindi passiamo noi da secondi, giusto? 2,50, bravi. Bravissimi amici belli. Allora, hai ragione, quindi se pareggiamo con la Real Sociedad, noi andiamo a 11, la Real Sociedad va a 9, giusto? Sto andando in difficoltà. Sì, la Real Sociedad andrebbe a 9, noi a 11 con la Z Alkmaar e passeremo noi da secondi con la Z Alkmaar. Sì, è per questo, perché la Z Alkmaar va a 11 e quindi per questo ho detto che abbiamo... avevo detto prima però che possiamo vincere o pareggiare. Avevo detto prima. È così. È così. Bravi agli amici bellini, buonanotte a chi deve andare, ragazzi. Ragazzi, se vinciamo faccio una super offerta al canale. Luca, io voglio che vinciamo a prescindere dalle tue offerte al canale, ma ovviamente il tuo supporto è sempre gradito a prescindere, ma tu già sai. Caterina, ci supererebbe la Z e da seconda prenderemo gli scarti della Champions League con il nostro culo poi. Esatto, sarebbe ovviamente non ideale, però ovviamente. Ciao Demon. Grazie per la sopportazione, scusate peraltro, buonanotte, almeno il like qui c'è sempre da parte mia, grattazio pallorum per i pronostici, alla prossima. Ciao Lupus, un abbraccio anche a te. Ragazzi, se attiviamo, che dice? Se attiviamo a 300 viene pure Rita in live, qua si sale altissimi livelli.
ma io credo sia arrivato il momento, nel frattempo che 300 non ci arriviamo perché non siamo abbastanza purtroppo, ma è già una grandissima cosa essere arrivati a 250 e io vi ringrazio e vi siete meritati l'ottimo Marat, moderatore instancabile che ci aiuta sempre a mantenere alti il livello della moderazione e tutto cosa. Quindi il link è lo stesso, glielo incollo, ovviamente qua, e ci siamo. Marat, tu sei pronto? E appena mi dai il via che sei pronto, io so che tu hai qualcosa da dire e i ragazzi saranno belli attenti, prenderanno appunti. Frattura la clavicola destra oppure il cane? Mi dispiace. La Real Sociedad mi intimorisce. Attenzione, tubo soccer. Abbastanza, bisognerà giocare con la massima concentrazione. Oramai con il fattore pubblico mancante, il fattore casa conta relativamente troppo poco. È vero, Tubo, alla fine sì, caso, non ci sono i tifosi. L'unica cosa che voglio pensare, per pensarla bene, è che comunque casa adesso ha un altro nome e dovrebbe avere un altro significato. Voglio sperare io. Via, benissimo. Allora ragazzi, l'amico Marat è qui, quindi voi siete pronti, prendete carta e penna, perché l'amico Marat ha qualcosa da dirvi, lo lancio senza indugio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, unitevi al canale Telegram, perché io adesso che stacco, dopo che Marat vi ha detto le cose che vi deve dire, carico immediatamente la reazione che bisogna, per completezza bisogna sempre caricarla. E domani poi ci sarà un'intervista importantissima con un ospite speciale che nessuno al mondo. Quindi siete pronti? Mi raccomando, restate sempre tuned, andatevi poi a vedere la reazione, se dovete andare a dormire, prima cosa al mattino, voglio che sia la prima cosa al mattino, appena vi svegliate, entrate, vi guardate la lezione, lasciate un like sulla reazione e scrivete un commento, hashtag mannaccia tutte cose. A voi l'ottimo, ma che dico ottimo, lo straordinario, l'amico Marat alla grande, ma quando dico alla grande, alla grandissimo. 1.